da scordare in quella notte d'estate, a far nodi tra noi due di nuovo, la tua voce educata. Ti ricordi che mi dicevi baciami cane? Ti ho ritrovate subito o comunque di lì a poco, senza più traccia di corpi feriti, come timidi smarriti a guardare riaccendersi il fuoco. Baciami cane, sentivo mentre dicevi che me sto ancora male, e sono ripomato tra vuoto e colmo, al primo sguardo ti ho baciato, e già che ho fatto scorta anche l'inverno può tornare tra le lame. Baciami cane, per vedere se siamo quelli di una volta, o per costruire un'altra colpa. Ti ho ritrovate subito o comunque di lì a poco. Baciami cane, queste belle parole di Pablo Perissinotto. Bisogna vedere se i cani vorrebbero baciare certe persone, si rifiuterebbero, secondo me, proprio si rifiuterebbero, anzi scapperebbero, però quelle buone, quelle brave li bacerebbero e come. Allora saluto tantissimo gli ospiti, Silvano Olmi, il maresciallo, presidente nazionale comitato 10 febbraio, collegato da noi da Roma. Buongiorno maresciallo, che piacere vederla, visto che siamo stati di parola. Buongiorno, che tempo fa a Roma, maresciallo? Grazie, va benissimo, sta tutto bene, un po' nuvoloso, però diamo una bella sveglia anche agli amici veneti, perché sarò in Veneto, come tu sai, domenica mattina per questa grande manifestazione a Jesolo, dove ricorderemo il 20ennale della legge sul ricordo. Avete capito perché ho chiamato il presidente Silvano Olmi, perché è collegato con noi? Perché ci sono questi ricordi che bisogna assolutamente conoscere, partecipare. Perciò chi è libero partecipi, perché sono fondamentali i ricordi. Senza ricordi non c'è storia. Saluto anche Matteo Guidolin, sindaco di Riese Pio X, secondo mandato civica. Che piacere vederla, sindaco, come sta? Quante cose ci deve raccontare? Beh, abbiamo fatto un po' di cose. Buongiorno Mirella, buongiorno al generale, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora io partirei proprio da lei, sindaco. Come vede la situazione politica? Voi sindaci, che io li ospito quasi tutte le mattine, perché per me siete l'unico riferimento che ha il cittadino nel territorio. Poi adesso con le elezioni non ce ne sono proprio altri. Adesso sono i problemi delle poltrone, nessuno vuole andare a casa, tutti vogliono rimanere belli incolati là, perciò va bene il terzo, il quarto, il settimo mandato, faremo come Putin, ecco, rimarranno là per sempre. Invece un ricambio, a mio avviso, ci vuole, aria fresca, ci sono tante persone brave anche in politica, di tutti i colori, che avrebbero diritto anche loro di essere messi alla prova. Cosa ne pensa, sindaco? Io sono assolutamente d'accordo con quello che hai appena detto e lo metto in pratica, nel senso che Riese, essendo un comune di 11.000 abitanti, per me ci sarebbe appunto la possibilità di fare un terzo mandato da sindaco, e devo ammettere che lo farei volentieri, perché è un'esperienza che mi piace tantissimo, è super impegnativa, ma
un'esperienza che dà tanto, è veramente stimolante, formativa, però io credo che 10 anni siano la giusta misura per un sindaco, dopodiché a meno che non ci siano, ovviamente non sia un piccolo paese dove le difficoltà sono magari maggiori nel reperire persone disponibili a farlo. Dopo 10 anni è giusto che arrivino nuove idee, nuovi volti, altre persone che possono portare sempre una ventata di freschezza, per cui ho deciso di fare un passo di lato, resterò nella squadra che si candida, ma proporremo un'altra persona, insomma, che quindi possa portare nuovi stimoli. Pur dispiacendomi, mi dispiace molto, lo ammetto, perché non sono qua che conto i giorni che mancano, ma li conto con tristezza. Però è giusto così, secondo me. Quando si va oltre una certa durata, c'è il rischio di pensarsi, secondo me, eterni, insostituibili, e nessuno di noi lo è. La ringrazio per la coerenza, sapevo che avrebbe risposto così perché ormai lo conosco e quando io li incontro questi ospiti riesco a capire anche qual è il messaggio che vogliono dare, ed è un messaggio, giustamente qualcuno deve anche farsi da lato, non è possibile mai in Parlamento, mai ministri, ma non dobbiamo guardare quello che è stato, dobbiamo volere un cambiamento. Io ad esempio, sindaco, sono dell'idea di dare il voto ai sedicenni. Io sono sempre più convinta, non saranno tanto competenti, ma vediamo i competenti come votano, perciò lasciamo perdere. Perciò ecco, se i giovani non sono competenti, voglio vedere gli altri che competenza hanno, e soprattutto capire anche di intrigarli con la politica, perché finché non li intrighiamo, li facciamo toccare con mano quello che è anche il loro futuro, perché molti di loro diventeranno politici, è inutile che ce la giriamo, il futuro è là, ne avremo anche pochi, ma certo, dovranno pure anche mettersi in gioco. Allora perché non iniziare? Cosa ne pensa, sindaco? Io la trovo un'idea buona, anche perché anche tantissimi di quelli che hanno già il diritto di voto lo fanno quantomeno senza informarsi adeguatamente. Cioè, io noto spesso che c'è una scarsa propensione alla partecipazione, spesso si delega in toto agli altri l'impegno, cioè si pensa di assolvere la propria funzione di cittadino con un semplice voto, e spesso neanche votando, e questo a me dispiace molto, per cui anche riuscire a dare importanza anche a una fascia più bassa, 16 anni, secondo me sia già la maturità per poter far delle scelte. E giustamente dice Mirella, io spesso lo dico ai diciottenni, noi abbiamo la tradizione di consegnare la Costituzione ai diciottenni quando raggiungono la maggiore età. Io dico, ragazzi, ricordatevi che ci sarà sempre qualcuno disposto a decidere per voi, se non lo fate voi in prima persona, se non partecipate, qualcuno che prenderà le decisioni al posto vostro, ci sarà sempre. È faticoso partecipare non vuol dire semplicemente star seduti dietro una tastiera e scrivere il proprio punto di vista sui social, vuol dire essere presenti, interessarsi, anche semplicemente essere informati di quello che succede, farsi una reale opinione basata su dati, però non su dicerie, su commenti così un po' estemporanei che spesso si leggono senza nessuna preparazione dietro. È ovvio che per farlo serve impegno, come in tutte le cose della vita. Però visto che questi ragazzi gli diamo il patentino, li mettiamo nelle strade, perciò devono essere responsabili, quando gli diamo il patentino penso che forse anche dare il voto non sarebbe male. Visto che il 50% non va a votare, capite bene che qualcosa si deve muovere. Se ci richiudiamo sempre di più non andremo da nessuna parte. Allora, Presidente Olmi, cosa ne pensa di quello che abbiamo parlato, come commenta, e soprattutto spieghiamo cos'è il Comitato 10 febbraio. Prego, Presidente. Guarda Mirella, intanto io saluto il sindaco, perché oggi fare l'amministratore è un atto di eroismo. Io sono stato amministratore della mia città per circa 30 anni, ho fatto il consigliere comunale di maggioranza e di opposizione, l'assessore alla cultura, il consigliere provinciale quando si prendevano i voti, non adesso che i consiglieri vengono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali. E quindi oggi veramente l'attività
politica, l'attività amministrativa è un atto veramente eroico. Però io mi ricordo quando andavo nelle scuole, dicevo ai ragazzi, io ero assessore anche alla pubblica istruzione, dicevo ragazzi preparatevi perché io non sarò eterno, noi non saremo eterni, qualcuno di voi dovrà prendere il nostro posto, quindi è importante anche sollecitare, far capire, fare un'azione anche continua di informazione da parte degli amministratori. Cioè gli amministratori pubblici, i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali hanno anche una funzione educativa, no? Se mi consenti, nei confronti della popolazione. Tu hai detto giustamente che c'è una forte disaffezione al voto, c'è questa volontà di delegare, no? Questa semplice delega da parte dei cittadini. Quindi questo, bisogna fare una riflessione anche su questo. Per quanto riguarda il Comitato 10 febbraio, siamo un'associazione presente in tutta Italia, siamo nati immediatamente dopo l'approvazione della legge sul ricordo che è stata approvata dal Parlamento nel 2004, su proposta di un grandissimo esponente del mondo degli esuli che è Roberto Menia, e noi siamo nati immediatamente dopo questa approvazione e domenica mattina alle 9 nella sala del Consiglio Comunale di Jesolo, grazie al sindaco, grazie al presidente del Consiglio Comunale Lucas Pavanetto, saremo ospiti proprio di questa amministrazione e parleremo, ci saranno tutta una serie di importanti relatori che parleranno appunto di questa legge del ricordo e di quanto questa legge che è stata approvata ha influito sulla memoria collettiva, sulla memoria di tutti i cittadini e sul perpetuare questo ricordo degli esuli e degli infoibati. Ci sarà Stefano Zecchi, ci saranno importanti esponenti, Luca Orizio che è presidente della Lega Nazionale di Gorizia, che è un'istituzione benemerita nata nel 1890, ci saranno altri relatori importantissimi, il presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia Gaetano Ruocco, il cavaliere Maurizio Federici che è stato il creatore, l'ideatore di una grande manifestazione che si tiene a ottobre che si chiama Una rosa per Norma Cossetto, che l'anno scorso ha coinvolto 345 città. Ci sarà il professor Rossi dell'Università di Trieste, insomma spero di non essermi dimenticato nessuno. Ci sarà veramente un momento importante di riflessione e ovviamente le conclusioni le affideremo a Roberto Menia, quindi sarà veramente una grande manifestazione domenica, che tra l'altro domenica è la giornata dell'unità nazionale, no? Quindi si ricorda la nascita del Regno d'Italia e quindi che è stato poi l'istituzione che ha portato poi successivamente alla creazione della Repubblica Italiana, all'attuale Repubblica. Allora, Presidente, io le dico una cosa, lo dico anche al Sindaco, poi vi arriverà anche l'invito. Io domenica alle 17:30, alle 18:20 all'Ippodromo Sant'Artemio di Treviso abbiamo creato questo incontro, questo evento, La strada amica o nemica, perché veramente vogliamo capire fino in fondo dove si può arrivare ad aiutare questi genitori che non riescono ad avere giustizia avendo avuto i loro figli morti sulle strade. Pensate, queste mamme che si metteranno in prima fila, sono rimboccate le maniche per dire vogliamo giustizia e soprattutto per parlare a altri genitori che tutti i giorni perdono i loro figli. Pensate che strazio, che dolore. Ed avremo anche un collegamento da Bergamo con i ragazzi on the road, che sono dei ragazzi che vanno a incontrare questi genitori, che vanno nelle loro case, che vanno nelle scuole. Sarà un momento bellissimo perché stiamo cercando di organizzare anche a Treviso questi ragazzi on the road per far capire l'importanza anche di parlarsi, di parlare a queste famiglie. Perciò, Presidente, anche Sindaco, se verso le 18:30 vorrà venire a dare un saluto, visto che Jesolo dista mezz'ora di strada da Treviso, ma soprattutto, se avete finito naturalmente, mi farebbe molto piacere anche farle conoscere gli spazi meravigliosi che abbiamo in questa città e farli conoscere queste persone e perché no, aprire anche qui a Treviso, come ha detto lei, questo comitato 10 febbraio, perché sono comitati molto importanti, sono comitati del ricordo e i ricordi sono fondamentali per la crescita della persona. Senza ricordo non c'è storia. Cosa ne pensi, Rinaldo da Venezia? Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto, buongiorno. Innanzitutto ieri devo ascoltare fino all'ultimo, Mirella. Ieri adesso è stata la giornata più difficile
perché ti te la sto qua a parlare che ti merito di tutti i colori a tutti. Brava Mirella. E dopo, ecco, aspetta, allora faccio parentesi, allora spieghiamo. Ieri ero molto arrabbiata perché hanno chiamato delle signore disperate, qua lo dico anche il sindaco, una urlava letteralmente, Luana, che saluto, che abbraccio, una cosa incredibile, sono malate da sole, buttate in un angolo, hanno problemi anche, ma problemi veramente importanti. Allora subito quando ho finito la trasmissione ho chiamato il sindaco, come faccio sempre, in questo caso era una sindaca, le ho detto ma mi scusi, ma è possibile questa cosa? Sì, la conosciamo e adesso vedremo. No, ma non è possibile lasciare sole queste persone. Ma sì, ma hanno familiari. Ho capito, ma non è che uno può chiamare Sveglia Veneti e gridare tutto il malessere che vive. Non può funzionare così. Ecco, prego, comunque avete capito che ho fatto il mio dovere. Prego, prego. No, Mirella, non ti ha fatto il tuo dovere, ancora di più. Va bene? Prego, prego. Sì, non ti ha fatto il tuo dovere, di più del tuo dovere. E dopo voglio dirti che quando che uno si sta 15 anni su un posto politico, bastano, ma non perché non sia bravo, e merita da cavarsi noi capire una volta 10, ma è bravo da dare spazio a un altro, anche perché puoi avere idee diverse, perché ormai ti hai risolto talmente tanti problemi che ti vedi le robe che serve un pochettino come che ti vuoi dire. E dopo ieri ho visto una trasmissione del Centinaio che si riallega, che vuol mettere il generale Vannacci in lista perché è un eroe di cosa? E cappa 10.000 euro al mese, il generale da 10.000 euro al mese, gli eroi e quelli che sono morti per la patria, per combattere contro i nazi fascisti che la gente ha, quelli sono eroi, non uno che sta a 10 milioni al mese. Io ho fatto 2 anni e militare con 90 lire al giorno, 90 franchi al giorno. Cosa ne mi cerca? Ma le cose si muovono da in cerca, ma la Lega, ma io non voterò mai più per la Lega, poi per questi motivi qua. Ma dai Mirella. Grazie Rinaldo, andiamo avanti perché abbiamo visto questi ospiti, grazie anche di quello che hai detto, sai, fa sempre piacere, però sapete che con la Mirella ci siete voi, questa grande famiglia, ecco perché voi mi aiutate e noi aiutiamo quelli che hanno bisogno. Allora, Presidente, come commenta la telefonata di Rinaldo? Prego. È lo sfogo di un cittadino che diciamo... critica un pochettino, no, queste situazioni che si stanno creando. Quindi, ma sai Mirella, noi italiani siamo noti perché facciamo sempre queste critiche, però quello che dicevi tu giustamente, questo ricambio, questa possibilità di cambiamento, eccetera, io la sto applicando anche dentro il comitato. Io sono poco più di un anno che sono presidente nazionale, abbiamo subito avvicendato 3 dirigenti nazionali, stiamo creando tutta una struttura, stiamo facendo soprattutto opera di informazione ma anche di formazione, no? Perché poi in una grande struttura ci deve essere questa formazione, ci deve essere anche la capacità da parte di una struttura, un'associazione come la nostra che è ramificata in tutta Italia, di creare, di formare una classe dirigente che sia in grado poi tra 4 anni di venire a sostituire chi ti parla e di andare a sostituire anche quelli che sono gli altri rappresentanti, diciamo, nazionali dell'associazione. Quindi va creata una struttura e questo è importante. Io penso che anche i partiti debbano fare la stessa cosa, devono fare formazione, non devono mandare dilettanti allo sbaraglio, perché fare gli amministratori è un lavoro impegnativo, devi cominciare a capire anche la differenza tra una delibera e altri atti. E una determina. Quindi insomma, ci vuole gente preparata che fa... Bella, Presidente, dilettanti allo sbaraglio. Cosa ne pensa, Sindaco? E ne vediamo parecchi, che quando stanno fuori dalle stanze del potere criticano, cioè, poi quando stanno dentro la stanza dei bottoni non sanno nemmeno qual è il bottone della camicia. Sentiamo il Sindaco, poi diamo la parola a Antonio da Padova. Sindaco, come commenta? Sono d'accordo col generale, serve preparazione, serve anche avere l'umiltà di prepararsi nel tempo
Io quando sentivo qualche anno fa che si diceva che si sarebbe aperto il Parlamento come una scatola di sardine, che uno valeva uno, io ho sempre trovato veramente qualcosa di per me inaccettabile, nel senso c'è una preparazione. I diritti di tutti sono uguali, su questo sono d'accordo, però quando si arrivano soprattutto a quei livelli là, ma come noi siamo un piccolo comune, bisogna studiare, bisogna imparare, bisogna avere l'umiltà di farlo e avere anche il tempo di fare la gavetta. Arrivare dal nulla, come è successo, a sedersi sugli scranni del Parlamento, l'ho trovato veramente inimmaginabile, per cui bisogna capire dove si viene eletti per cercare di prepararsi prima e continuare a studiare nel tempo, perché la macchina tra l'altro pubblica è molto impegnativa. Faceva giustamente l'esempio generale di arrivare qua a non sapere neanche cos'è una delibera, cos'è una giunta, cos'è un consiglio, cosa va in giunta, cosa va in consiglio. Serve preparazione, sono d'accordissimo. Antonio da Padova, vai Antonio, ciao. Buongiorno Mirelle, buongiorno anche agli ospiti. Beh, io veramente andrei a votare, ma voti una persona che dice di fare robe e poi quando va su fa tutt'altro che quello per cui è stata eletta. Io mi domando per chi cavolo devo andare a votare, e mi riferisco al nostro premier Meloni, che ha promesso no contro la NATO, contro sanzioni, contro la guerra, contro, e poi quando va al governo viene presa a baccetti da Biden. Ma Biden è una bella persona, Biden. Cioè, io non ho capito per quale motivo e c'è il problema della globalizzazione. Cioè, tu voti, ma chi comanda è la globalizzazione. Tu adesso vedi anche nei campi, vado anche qua attorno a Civè, ci sono campi invasi dai pannelli solari. Ma dico io, ma i pannelli solari? Ma cosa mangiamo i pannelli solari? Fanno i piantini dei pannelli solari? No, perché c'è il programma delle cavallette. Come? Cioè, tengo presente che praticamente carciofi, pomodori, agrumi, quelli fanno inquinamento, e invece i pannelli solari sono il nostro futuro, pannelli solari e cavallette. Ma allora che fine hanno fatto i nostri agricoltori? Hanno forse ragione, ma io dico, ma io ho un governo che invece che difendere il territorio italiano sta con la globalizzazione. Ma allora mi viene in mente una cosa, ma che differenza c'è tra la globalizzazione e il sovranismo? Perché io vado a governare e governo per il paese, è un paese, dovrebbe essere sovrano. Perché tu quando governi, anziché governare per il tuo paese, governi per la globalizzazione? E difatti si vede che fine hanno fatto i trattori e si parla della guerra. Addirittura c'è un matto che vuole andare a mandare la NATO in Ucraina. Ma allora diciamoci la verità, stiamo entrando in guerra e non ce ne accorgiamo neanche che siamo in guerra, Dio santo. Eppure, e questa è la globalizzazione, che tu hai un governo che deve sottostare al diktat delle lobby. E io vado a votare. Ma perché cavolo andrò a votare il prossimo anno? Ma scherziamo? Ma io non vado più a votare. No, Antonio, devi andare a votare, se no fai il Mirella, gioco guarda, di chi è una vuole presa in giro. questo. Devi andare a votare, Antonio. Grazie Antonio, molto Mirella. chiaro, dovete andare a votare, Mirella, ricordatevi, guardate che fate il gioco proprio di quelle che voi combattete, fate quel gioco là, dovete andare a votare, fate quello che volete quando siete dentro, che fate questa croce o non la fate, ma andate a votare, guardate che è fondamentale, la partecipazione è fondamentale. Senta Maresciallo, ha sentito che fa bene venire a Sveglia Veneti,
che l'hanno promossa generale, vede che presto facciamo noi, vede, Sveglia Veneti porta fortuna, Presidente. Però ci spieghi un pochino come sono questi passaggi, come si diventa generale? Perché qualcuno dice, ma quello non ha neanche mai fatto una guerra, com'è la prassi? E perché lei non è generale con tutto quello che ha fatto? Ecco, no, bisogna anche spiegare, perché delle volte qualcuno se lo domanda. Ci spieghi un pochino come funziona, Presidente? Allora, brevissimamente, intanto io sono contrarissimo all'intervento della NATO in questo conflitto, spero che si trovi una soluzione al più presto e questa è un'escalation che sta crescendo in maniera esponenziale e quindi su questa cosa, guarda, sono anche in parte d'accordo con l'amico che è intervenuto. No, nelle forze armate è molto tranquillo, io ho fatto il sottufficiale, sono arrivato al grado apicale della categoria che è il grado di luogotenente, dopo 40 anni di servizio sono andato in pensione, da noi si dice nella riserva, in posizione nella riserva, è una posizione amministrativa. Niente, o parti volontario come sono stato io a 16 anni oppure frequenti la scuola allievi sottufficiali e la scuola marescialli dell'esercito che si trova a Viterbo e quindi fai tutto l'iter della carriera, ovviamente facendo tutta una serie di, ogni anno vieni valutato, c'è tutta una serie di gradini che devi superare ovviamente, quindi fai la carriera sottufficiale. Quella da ufficiale invece, almeno dalla porta principale, è quella di partecipare al concorso per accedere all'Accademia Militare di Modena. Faccio l'esempio dell'esercito che mi è più vicino, io ero nell'arma delle trasmissioni e quindi poi uno fa la carriera fino ad arrivare al grado di colonnello, poi lì l'imbuto si restringe perché non è che tutti diventano generali, secondo me diventano i migliori, nel senso che comunque la capacità, almeno parlo dell'esercito italiano, di fare una selezione molto forte. Ti devo dire, io ho collaborato con tanti generali nella mia carriera, ho trovato sempre ufficiali generali molto molto preparati. Posso entrare un po' a gamba tesa? No, Vannacci. Prego. Vannacci è un grandissimo ufficiale, è una persona che è stato in teatri di guerra importantissimi e molto delicati, ha lavorato benissimo, è una persona, io l'ho conosciuto, l'ho intervistato, tu sai Mirella, sono anche giornalista pubblicista, l'ho intervistato quando è venuto a Viterbo e ti devo dire è una persona molto piacevole. E purtroppo io devo sottolineare che molti lo criticano non avendo letto il suo libro. Cioè uno deve leggere il libro, deve leggere anche il secondo libro e poi si fa una... come ti posso dire, un'idea di chi è Vannacci, di che cos'è il Vannacci pensiero. Se no è troppo facile gettare addosso agli altri delle accuse che spesso e volentieri non sono nemmeno reali. Quindi io ho trovato, ti ripeto, una persona molto garbata, un ufficiale dell'esercito di grandissimo profilo professionale e umano, l'ho intervistato, una persona veramente tranquillissima, quindi non ho trovato lo xenofobo, razzista, sovranista, eccetera, eccetera, tutte quelle accuse che gli hanno gettato addosso. Secondo me va fatta, diciamo, una riflessione anche su questo. E ti ringrazio Mirella quando hai detto andiamo a votare, perché non mi ricordo se era Paolo Borsellino che diceva che la rivoluzione si fa dentro la cabina elettorale con la matita in mano, no? Quindi è importante, la democrazia è importante, non buttiamo via la democrazia, è una grande conquista che noi ci dobbiamo tenere ben stretta. E anche essere responsabili. Allora, Sindaco Guidolin, lei ha fatto il militare? Io ho fatto il servizio civile. Ah, eccolo qua. Ho fatto il servizio civile, avevo fatto la visita militare, avevo fatto richiesta di fare il bersagliere, come da tradizione familiare, perché mio padre, mio nonno e mio bisnonno erano tutti bersaglieri. Poi prima, siccome io ho studiato lingue, dovevo partire per andare in Cina a studiare, ho studiato cinese, ho tolto il rinvio, non mi ricordo neanche bene se era il rinvio per ragioni di studio, e prima di togliere il rinvio ho detto aspetta, perché se per caso mi chiamano devo ancora finire gli esami, è meglio che mi tenga un paracadute. Ho chiesto di fare il servizio civile e in effetti mi hanno chiamato dopo tre mesi.
Però devo dire la verità, è stata un'esperienza molto formativa per me, perché ho avuto la possibilità di farlo presso i servizi sociali di Castelfranco Veneto nel 2001-2002 e sono entrato in contatto con un mondo che non conoscevo da ventenne, 22 anni, e entrare a contatto con il mondo delle fragilità, tra virgolette, sotto tanti aspetti. Esperienza che poi mi è servita anche in questa esperienza da sindaco, e tornassi indietro lo rifarei perché mi ha aiutato tanto. Senta, però, sindaco, cosa ne pensa di inserire il servizio civile proprio all'interno delle scuole come materia? Perché ho capito educazione civica, che poi l'avevano tolta, poi l'hanno rimessa, ma fare il servizio civile come materia scolastica, visto come stanno andando le cose, non sarebbe per niente male. Cosa ne pensa? Sì, una sorta di, come succede adesso, si chiama alternanza scuola-lavoro. Potrebbe essere una buona idea sicuramente. L'educazione civica serve perché servirebbe un po' anche agli adulti, secondo me, non solo ai ragazzi, perché si è persa completamente questa importante funzione anche del senso di essere cittadini. Prima si diceva, ovviamente sono d'accordo col tema dell'andare a votare, c'è anche la possibilità di fare una scheda bianca, che comunque è una scelta politica, però non andare secondo me invece è un altro paio di maniche. Si pensa di esaurire il proprio compito di cittadino con un voto o pagando le tasse, quando spesso si dice pago le tasse, e non è così semplice purtroppo. Cioè, noi dobbiamo renderci conto che abbiamo una responsabilità sociale verso la comunità in cui viviamo, e come pretendiamo dobbiamo anche dare. Ovviamente è più facile, come quando si insegnano i principi ecologici da bambini e poi portarseli avanti nel corso del tempo, investire sui ragazzi ovviamente magari serve un po' più tempo per arrivare a dei risultati, ma sicuramente saranno risultati più duraturi e probabilmente anche più profondi. La ringrazio, sindaco, e a questo adesso, in questo momento, dobbiamo andare dove? In pubblicità. Il cadavere è eccellente, adagiato sul fossato, lo hanno visto in tanti, qui a ridosso della strada provinciale 667, poco distante dal centro di Vallà di Riese Pio X. Era noto l'autovelox di via Kennedy, tranciato nella notte, probabilmente con un flessibile, un copione già visto in altri angoli del Veneto nei primi giorni del 2024, da Rosolina al Giau, ma per la marca trevigiana è la prima volta. Sui social, fin dal primo mattino, c'è chi è inneggiato a Fleximan, creatura quasi mitologica, dietro alla quale potrebbero esserci più volti in un misto di emulazione e vendetta contro i dispositivi elettronici. Resta il fatto che si tratta di un reato per il quale stanno procedendo i carabinieri. Ingenti danni sul posto i tecnici della ditta lombarda che si occupa delle manutenzioni. Ci hanno mandato la comunicazione che è stato tagliato l'ennesimo palo e siamo venuti per smontare tutte le apparecchiature, mettere in sicurezza il luogo e riportarle in ditta per l'assicurazione. Soprattutto zone Veneto sta spopolando questo fenomeno. E fenomeno è la parola giusta, guardando i social che parlano di Fleximan come di un eroe. Preferisce definirlo invece un Don Chisciotte il sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin, che assicura la riparazione dell'autovelox, più volte finito al centro delle polemiche. Recentemente un avvocato trevigiano ha vinto il ricorso contro una multa, non sarebbe omologato, e in passato si era mossa anche la procura. Non è né giusto né sbagliato, è su un posto che a volte ti inganna molto, ti inganna veramente molto. Ne ho preso anch'io 2-3, 75, 76, è un po'... però non dico che è fatto bene o male. Non si sente di condannarlo? No, non condanno. Dall'altro lato c'è chi ricorda, soprattutto tra i residenti, la pericolosità di quella strada. Si corre troppo veloce, ci sono gente che corrono troppo veloce e quello è una sicurezza anche per noi lavoratori che usciamo qua.
Non è quella giustissima perché comunque è una strada molto trafficata, molto veloce e si dovrebbe andare un po' più piano, ecco, tutto qua. Se non si è d'accordo si va a protestare con le autorità di competenza eventualmente. Contro Fleximan intanto le ditte di Autovelox stanno correndo ai ripari. Adesso, vedendo questo fenomeno, probabilmente si installeranno altri pali con delle resistenze più forti, in modo che solo con un flessibile non vengano giù, in modo una gabbia metallica dentro, un po' più resistenti. Allora, Sindaco Guidolin, quello che però traspare è il buon senso, la maggioranza dei cittadini. Io lo dico sempre, i cittadini veramente sanno spiegarsi bene. Certo che sono molto vessati, questo è vero, e c'è un limite che veramente è stato superato, però bisogna anche dire che è inutile colpire e dare sempre la colpa alle strade, il problema è la velocità e la superficialità con la quale si guida. Questo è il vero problema. È inutile che ci accanniamo sempre con le strade. Se tu vai piano i problemi non esistono o esistono in minima parte. Il problema è che ognuno si mette alla guida come vuole, si fa le regole che vuole e poi adesso anche c'è la vendetta come si vuole, però dopo paghiamo noi, quello è il grande problema, perché poi sono soldi pubblici. Ecco, com'è la situazione, cosa vuole dire? Che appello vorrebbe fare il sindaco? Guarda Mirella, io vengo proprio da questa settimana, abbiamo iniziato il giro di incontri che facciamo ogni anno nelle varie frazioni del comune e in tutte le frazioni, così come mi succede spesso durante il ricevimento al pubblico, insomma quando incontro i cittadini, ricevo tantissime segnalazioni di persone preoccupate per il traffico e la pericolosità delle vie comunali, comunali, magari anche quelle semplicemente vie comunali dove ci sono dei rettilinei o che comunque consentono di raggiungere alte velocità. Purtroppo è proprio una questione di educazione alla guida che manca. Io l'ho detto anche in queste sere, noi non abbiamo gli strumenti per poter avere un controllo capillare come dovrebbe, come servirebbe. Non siamo in grado di farlo, ma in tutto il territorio, in tutte le strade c'è proprio questa sensazione di pericolosità, di alta velocità, di distrazione, ed è per questo che poi mi dispiace quando vedo questo Fleximan, quando è stato esaltato Fleximan, a parte l'atto in sé per sé, che vabbè eravamo assicurati, quello che mi è dispiaciuto è vedere che la gente l'ha preso come un eroe che si scaglia contro i vessatori, e a me questo ha fatto particolarmente male, perché la gente ha un po' memoria corta da questo punto di vista. Su quel tratto di strada tra il 2015 e il 2017 c'erano stati 4 morti, e se io prendessi tutti gli appunti che ho preso in questi anni di richieste di persone che mi chiedono Autovelox in tutti i punti del paese, per poi magari una volta installato fare una levata di scudi perché allora si tratta di una tassa celata, questo secondo me è proprio, e torniamo al discorso di prima della pubblicità, un discorso di educazione civica, perché una tassa è quando c'è l'obbligo di pagarla, ma quando c'è la possibilità di correre, a me capisco che in particolare dove c'è il nostro Autovelox il limite è a 70 all'ora, prendere una multa a 76 all'ora, perché per prendere una multa la bisogna correre a 76 all'ora, perché poi c'è la tolleranza. Non parliamo di grosse velocità, e posso capirlo, magari ci può essere un po' di distrazione, ma là abbiamo dato multe anche a 140 all'ora su quel tratto di strada là, così come l'ho visto ieri sera, chiusa la serata nel centro di Spinetta, che è la nostra frazione, la via principale a mezzanotte circa, mezzanotte e un quarto, è passato uno, avrà corso a 120 all'ora. Là purtroppo è proprio questo il problema, e poi la cronaca la vediamo, c'è anche, purtroppo stamattina c'è la notizia del ragazzo che non ce l'ha fatta, ha fatto un incidente la settimana scorsa, ed è proprio è veramente un grosso problema, ma bisogna ripartire dall'educazione, è quella la chiave di tutto, secondo me. Ha fatto bene anche a ricordare questo ragazzo, ma soprattutto, ecco, io
faccio un appello. Allora, sapete che Mirella forse è stata, assieme ai familiari vittime della strada, nel lontano, pensate c'era ancora il presidente Zaia, che era presidente della provincia, ma ero partita ancora prima, perciò parlo di tanti quegli anni fa, proprio sulla strada con le forze dell'ordine, perché già allora c'era questo problema. Allora io vi posso assicurare, e dovete venire a vedere quando si fanno queste cose, se voi vedete in funzione la slitta, sarebbe una specie di carrello dove tu sali, ti fanno salire, ti legano come fossi nella macchina e poi a 50 all'ora, vuol dire che tu in quel momento stai andando come in macchina a 50 all'ora, ti sbattono contro un corpo contundente. Questa è la famosa slitta che viene tirata fuori pochissimo, che a mio avviso là dovrebbero essere impegnati i soldi, lo dirà a qualcuno di dovere. Voi non avete idea che colpo prendete. Voi non avete idea a 50 all'ora che colpo prendete. Ci sono stati dei ragazzi, i famosi bulletti, sapete i bulletti, no? No, non serve che mi leghiate, ma scherzate, ma no, non voglio. Ospedale, pronto soccorso firmato da loro perché volevano non essere legati. Cioè, ma ci rendiamo conto che se mettono questi limiti di velocità c'è un motivo? Ma vogliamo renderci conto? Ma se vedi 50 all'ora, ma perché devi andare a 70? Però c'è questo, sindaco, e qua lo dobbiamo dire. Il problema è che c'è questa tolleranza, che se vai che superi di poco i 50 all'ora c'è la tolleranza, ma siccome nessuno sa che puoi fare ricorso, perché è scritto in piccolissimo, addirittura non si sa molte volte, ecco, tu paghi lo stesso, anzi anche se non dovessi pagare, perché c'è questa tolleranza che non è stata spiegata. E questo la dice lunga, sindaco, perché non dico di lei, ma dei sindaci dovrebbero pensarci prima di mandare la sanzione a casa. Ma se c'è questa tolleranza, che vedi che vado a 54 al posto di 53, ma perché mi mandi la sanzione a casa e io la pago, ecco, non sapendo che posso fare a meno di pagarla? Perché una volta pagato non può più fare ricorso. Prego, sindaco. No, specifico una cosa, la tolleranza viene già calcolata automaticamente dallo strumento in base al codice della strada. La tolleranza è prevista dal codice della strada, per cui sembra sia il 5%, per cui è arrotondato per eccesso, per cui la sanzione arriva solo nel momento in cui anche quel cuscinetto di riserva di tolleranza viene superato. Nel momento in cui arriva è perché si è superata, per cui quando uno dice l'ho presa a 71 all'ora, non la prende a 71 all'ora, 71 è calcolato da grosso modo 76 all'ora tolta la tolleranza. Questo è il conteggio che viene fatto. Sì, ma il 55 e 56, dai sindaco, Allora, 54, sindaco, guardi che le sto portando dei dati. Poi avevo la polizia municipale di Noventa che ha detto questo, la responsabile. C'è da dire una cosa, anche là è semplicemente un calcolo matematico, nel senso, nel momento in cui c'è un limite si fissa già a monte qual è la tolleranza, ed è un calcolo meramente matematico, perché sennò si entrerebbe nel campo rischiosissimo della discrezionalità, e io non la vorrei mai la discrezionalità, e si sa che quindi c'è questo, ahimè. Poi che il limite sia basso, poi si è tanto discusso di città, 30 all'ora o quant'altro. Io non ho una competenza in tema per esprimere una mia opinione. È chiaro che la velocità c'è chi dice che la città a 30 all'ora sia più sicura, c'è chi dice di no. Io non ho questa competenza, lo dico la verità. Dico che però la normativa parla chiaro, per cui quando c'è questo, ahimè, dobbiamo sottostare a questo. Che se poi la normativa sia errata, ecco, anche qua dico vabbè, su questo è il motivo per cui bisogna anche partecipare alla vita politica. Se noi riteniamo che non sia corretto, dobbiamo manifestarlo, insomma, nell'opportunità. Prima una signora che tra l'altro conosco diceva giustamente,
va portata avanti questa battaglia, insomma, nelle opportune sedi. Sono d'accordissimo, è proprio lì che si deve andare a combattere, insomma. Quindi, senta Sindaco, io domenica avrò ospite anche Marianna Martini, che è psicologa del traffico, ce ne sono 2 in Italia, pensate, importantissime, l'ho avuta ospite diverse volte, devo dire la verità che delle volte mi meraviglio come mai, ecco, viene chiamata proprio nei tavoli che sono importanti, forse ce ne sono troppo poche, però giustamente lei spiegava, è una persona, ecco, che la prego anche di contattare eventualmente Sindaco, perché veramente sa di cosa stiamo parlando, specialmente di traffico, dove dice che veramente c'è una segnaletica che è veramente incredibile, non va assolutamente bene. Ci sono delle rotonde che non sarebbero dovute essere state fatte, c'è una segnaletica che fa una confusione, specialmente nelle rotonde, ti trovi 50 cartelli, non sai che direzione prendere, perciò la prego, se ha piacere più avanti sarà domenica ospite appunto all'ippodromo, anzi Sindaco, se è libero sarebbe molto importante che ascoltaste queste persone che veramente sanno. Ma perché, Presidente, le persone che sanno non vengono ascoltate? Ma io mi domando, ma così vale dappertutto, vale in tutte le situazioni, le persone che sanno non vengono ascoltate, quelle che veramente sono competenti, che hanno studiato la materia, che possono dare anche dei input molto importanti, in Italia non si ascoltano. Ma prima di sentire il Presidente Olmi andiamo a vedere questo ricordo molto importante che c'è stato, questa giornata del ricordo delle foibe, era il 10 febbraio del 2024, andiamo a vedere, poi commentiamo col Presidente Olmi. Il 10 febbraio si rievoca una delle pagine più drammatiche della nostra storia contemporanea. È il giorno del ricordo, la commemorazione delle migliaia di vittime delle foibe trucidate nel modo più macabro da parte dei partigiani jugoslavi titini e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati. Una strage rimasta sottaciuta dalle istituzioni per quasi 60 anni, fino al 2004, anno in cui si legiferò affinché la memoria di questa tragedia fosse conservata e rinnovata. Anche a Belluno, di fronte al monumento eretto 8 anni fa, proprio nel piazzale intitolato alle vittime delle foibe, l'occasione per rinnovare i principi costituzionali contro qualsiasi forma di totalitarismo. La storia, senza la memoria, cessa di essere una linea retta e rischia di assumere la forma di una spirale che si ripete, mentre la memoria ci ricorda i pilastri della nostra Costituzione e insieme ad essa il baluardo contro l'evolversi della storia. Ci poniamo contro la dittatura, contro ogni qualsiasi dittatura, che in quanto tale mina i fondamenti della democrazia e quei diritti sacri sanciti dalla nostra Costituzione, falsando la storia e imponendo un'unica verità, che è quella dello Stato. Di fronte al gonfalone della città di Belluno, ai rappresentanti delle associazioni Venezia Giulia e Dalmazia, Associazione 10 febbraio e le massime autorità civili e militari, anche il vescovo emerito Giuseppe Andric, che nella sua preghiera ha voluto sottolineare l'importanza del riconoscimento della dignità come fondamento per il rispetto dei diritti umani e speranza per il futuro. Tutti coloro che noi ricordiamo in questa preghiera che facciamo hanno onorato anche la nostra patria bellunese, la nostra montagna, in tanti modi, ed esprimiamo anche così riconoscenza per le persone e anche per la loro grande dignità, persone che devono essere messe in alto, non nel profondo, fatte assurgere a una dignità che è riconosciuta dagli altri, perché soltanto così noi possiamo procedere verso cammini di pace. Prego Presidente Silvano Olmi, ricorderemo anche questa giornata importante domenica a Jesolo. Prego Presidente. Sì, domenica intanto grazie Mirella per questo servizio molto bello. Vedi, c'è tutte le associazioni combattentistiche, il Comitato 10 febbraio, l'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, insomma sono tutte enti benemeriti che fanno del ricordo e della memoria una delle loro posizioni principali. Consentimi un attimo, mentre poi ti rispondo, di fare un po' di pubblicità a questo libro che è Dall'Italia al cielo, l'ha scritto Cristina Di Giorgi, che è una nostra dirigente, è stato pubblicato da Eclettica Edizioni ed è un libro che narra le vicende di alcuni giuliani, istriani, fiumani e dalmati che si sono particolarmente distinti
diciamo nella vita nazionale, quindi è un bel libro, insomma lo consiglio ai tuoi ascoltatori. Per quanto riguarda domenica è libero l'ingresso ovviamente, quindi tutti possono partecipare, quindi anche i tuoi... Diciamo anche gli orari, Presidente? Allora, alle 9 faremo l'alzabandiera, alle 9:40 entreremo dentro la sala del Consiglio Comunale, lì ci saranno tutta questa serie di interventi che ho detto e ricorderemo appunto, faremo il punto diciamo sulla situazione, sugli effetti che questa legge ha avuto sul ricordo, perché vedi purtroppo ci sono ancora sacche di negazionismo, di giustificazionismo, personaggi che escono ogni tanto, ti faccio un esempio, il 6 marzo in Umbria, a Perugia, c'è stato un convegno fatto tra l'altro da un istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, dove oltre a un rappresentante delle associazioni degli esuli, il professor Stelli, è stato invitato un noto storico, il quale nei suoi libri e nei suoi libretti insomma ha delle posizioni, io uso questo termine, discutibili, ma potrei usare anche altri termini, ma non voglio scadere nella polemica più becera. Però ecco, il professor Stelli è andato lì e ha fatto il suo intervento e poi ha abbandonato la sala, ovviamente in contestazione di quello che sostiene questo signore. Noi abbiamo scritto alla Presidente della Regione Umbria senza ricevere risposta, e abbiamo scritto anche a questo istituto, che è un istituto parapubblico, diciamo un'associazione che prende anche soldi dalla Regione Umbria, e due dei componenti del direttivo si sono allontanati, hanno preso le distanze da questo convegno. Quindi insomma ci sono ancora purtroppo persone che negano, che riducono, che cuciono, eccetera. Io penso che il ricordo sia importante perché la memoria e il ricordo sono fatti che non rientrano solo nella sfera personale, ma fanno parte proprio della nostra cultura, della nostra tradizione, della nostra storia. Io vado spesso nelle scuole, parlo con i ragazzi e i ragazzi vedo che hanno fame di conoscenza. Io quando intervengo dico: ragazzi, spegnete i telefonini, perché tanto TikTok non vi porta da nessuna parte, non ci sarà nessuno che vi chiamerà nella prossima mezz'ora di così importante, quindi spegnete i telefonini e statemi a sentire. Poi io vi porto la mia posizione, vi porto quello che penso io, ma vi invito costantemente a informarvi per farvi voi una posizione. Ecco quello che dicevi tu, no? Il voto ai sedicenni, ma noi dobbiamo portare questi ragazzi ad essere adulti, tra virgolette, già a 16 anni, fermo restando quello che diceva anche il sindaco. Ce ne sono tanti di bravi, Presidente, io credo che ci sono più bravi che meno bravi. Presidente, devo chiudere perché sennò non ce la faccio, la ringrazio, le auguro veramente di avere successo con questo importante raduno che fate, con questi ricordi che sono fondamentali per la storia. Però il ricordo c'è anche a Riese Pio X, il ricordo di questo Papa Pio X, e penso che non solo Fleximan, però i lati positivi di questo paese che risponde sono venuti dappertutto. Andiamo a vedere, era il 24 settembre del 2023, andiamo a vedere. Rende omaggio alla figura di Jacopo Monico Riese Pio X con l'inaugurazione di un monumento a lui dedicato, compaesano di Papa Pio X e patriarca di Venezia. In occasione del ritorno delle spoglie di Papa Sarto, il Comune dedica un monumento nel suo centro cittadino a chi ha dato la possibilità al giovane Giuseppe Sarto di studiare al seminario di Padova e iniziare così la sua vita ecclesiastica. Per noi ricopre una doppia importanza questo momento, perché da una parte ridà un senso ad un luogo di risulta del centro storico, quasi un non luogo che prende una nuova identità e dà una possibilità di una fruizione diversa ai cittadini. Dall'altra parte ridà la giusta importanza alla figura storica principale probabilmente dell'Ottocento riesino. Anche una manifestazione come questa su Jacopo Monico fa immaginare quello che era il paese di un tempo, da un punto di vista sia religioso che di lavoro. Inaugurazione pubblica in cui si è ripercorsa la storia di Jacopo Monico, accompagnata dalla benedizione del busto restaurato.
Visto l'ambiente che abbiamo benedetto, non solo un monumento ma anche un luogo, uno spazio, una piazza, significa dare strumenti, dare luoghi perché le persone si incontrino nel nostro paese. Jacopo Monico, essendo di Riese e sapendo che c'era un bravo giovinetto che voleva diventare prete ma aveva anche bisogno di un sostegno, di un aiuto economico, ha trovato la borsa di studio nel seminario di Padova per Giuseppe Sarto, che poi diventerà San Pio X. Allora, quello che traspare, Sindaco Guidolì, è anche questa montagna, ma veramente un numero incredibile di persone che partecipano, la vedi la fede, la devozione, il rispetto, perché noi siamo anche così. Prego, Sindaco. Sì, noi abbiamo vissuto l'anno scorso un anno molto particolare rispetto a questa figura che per noi è identitaria, è la figura centrale, insomma, della nostra storia, e con il ritorno di Pio X del suo corpo a Riese nel mese di ottobre è stata l'occasione per rivedere, fare anche una sorta di analisi, di autoanalisi, insomma, su chi siamo, sulla nostra comunità. Ci siamo resi conto che verso questa figura c'è ancora un grande affetto e c'è ancora tanto bisogno di senso di comunità, perché l'ascito più bello di questa esperienza è stato proprio questo, una comunità che si è stretta attorno appunto a questo santo e si è data da fare per accogliere le decine di migliaia di fedeli che in quei giorni sono venuti a Riese. È stata anche un'occasione per noi poi per, passami il termine, rifarci il trucco, farci belli, e quindi rimarranno anche delle esternalità positive da un punto di vista strutturale, dell'estetica, ma soprattutto però da un punto di vista sociale. Proprio, ne approfitto per salutarvi, perché proprio in questo momento devo collegarmi ad una riunione online con i sindaci dei comuni simili a Riese, Canale d'Agordo, Concesio, Sotto il Monte, che hanno dato i Natali ai Papi, con i quali stiamo lavorando insieme anche in ottica del Giubileo 2025, ma per appunto promuovere insieme queste nostre figure, e anche questo è uno dei lasciti, insomma, di questa che bello fare squadra anche in questo, che bello, Sindaco. Ci proviamo. Non è facile, ma almeno ci si prova. Grazie a Matteo Guidolì, sindaco di Riese, Pio X, secondo mandato civico, ha detto che non si ricandiderà, io spero di sì lui, perché lo meriterebbe. Grazie a Silvano Olmi, presidente nazionale comitato 10 febbraio, tutti a Jesolo domenica e poi dalla Mirella il pomeriggio dalle 18 all'ippodromo Sant'Artemio, per rispetto a questi genitori che hanno perso i loro figli. Sarà veramente una serata commovente. Grazie, pubblicità. Grazie Mirella. Buonasera a tutti, nonostante un po' così di chiusura non mi sono voluta mancare a questa serata, cerco sempre di essere presente. Io questa sera porto i saluti anche del mio responsabile, che è il dottor Giulio Santoro, che non è soltanto un medico ma è anche un chirurgo, per cui è impegnato in sala operatoria ed è molto dispiaciuto di non essere qui. Noi rappresentiamo l'US2, Marca Trevigiana, e l'associazione AISVE, che è l'associazione incontinenti e stomizzati della regione Veneto. Cosa
cosa poter dire di questi pazienti ancora? Sono pazienti difficili, sono pazienti che soffrono moltissimo la loro condizione fisica. Noi cerchiamo di dare supporto, aiuto, cerchiamo di stargli vicino sia da un punto di vista medico, infermieristico, ma anche da un punto di vista affettivo. Ecco, facciamo del nostro meglio e tutti i giorni combattiamo con una realtà difficile, ma non ci arrendiamo mai. Ringraziamo Mirella che ci coinvolge sempre in queste bellissime occasioni, in queste bellissime serate che ci danno la possibilità anche di comunicare con voi e di dirvi quello che cerchiamo di fare ogni giorno. Grazie ancora e buona continuazione di serata. Allora, siamo in presenza proprio di Rita Chan. Abbiamo discusso anche ieri con il dottor Coppe, che anzi si è complimentato con la dottoressa Chan per questo impegno nel trattare argomenti delicati e le fragilità. Ecco, ne parleremo questa mattina che abbiamo ospite. Saluto anche l'avvocato Alessandro Schuster, avvocato del Foro di Trento. Ci siamo già incontrati. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Temi delicati, temi che veramente ormai questa società deve aprirsi, sveglia Veneti serve a questo, apritevi, capite l'importanza anche di trattare proprio argomenti delicati ma che fanno parte del nostro vivere. È inutile dire mi non vo combatta, no, devi andare combatta, devi partecipare, devi soprattutto ascoltare dalle persone competenti e capire. Allora inizierei proprio dalla dottoressa Chan, che è una persona a cui tengo molto, una persona veramente discreta, competente, ma soprattutto anche che sa ascoltare. Ecco, quanto importante è l'ascolto che lei deve fare per queste persone che veramente sono colpite in maniera molto pesante, dobbiamo dire la verità, e non è sempre facile accettare questa patologia. Prego, dottoressa Chan. Importantissimo. Buongiorno a tutti, innanzitutto, anche oggi qui in questa trasmissione fantastica che ci apre proprio il cuore, ci apre la mente, soprattutto alle, come dice sempre Mirella, alle fragilità e alla sensibilità delle persone. Ecco, il mio lavoro è proprio anche l'ascolto, un ascolto che non è sempre facile, perché è un ascolto che ti porta a razionalizzare quelle che sono le criticità delle persone e soprattutto di questi pazienti, persone che soffrono una condizione fisica importantissima. Noi prestiamo il nostro ascolto soprattutto per quelle che sono le difficoltà. I pazienti vengono da noi, portano le loro fragilità, portano le loro difficoltà, portano le loro problematiche anche all'interno del loro contesto familiare. Quindi il nostro compito è quello di sentirli e di dare anche dei consigli per quello che è proprio il loro vivere normale e il loro vivere quotidiano. Ecco. Allora sentiamo anche cosa ne pensa l'avvocato Alessandro Schuster e soprattutto di cosa si tratta, di cosa parlerà questa mattina l'avvocato Schuster. Qualcuno lo conosce? Prego avvocato, si presenti. Sì, buongiorno, insomma, il richiamo di Sveglia Veneti è molto utile perché veramente dobbiamo iniziare ad accorgerci che dobbiamo lottare per impegnarci per i nostri diritti, ma diritti che magari non li sentiamo immediatamente nostri, ma che potrebbero essere un domani diritti dei nostri figli, dei nostri migliori amici, delle nostre migliori amiche o magari diventare anche i nostri diritti. Quindi io vi racconterei un po' cosa sta succedendo a Padova, se volete. Esatto. Prego, avvocato. Sì, lì abbiamo, già ne avevamo parlato qui con voi alcuni mesi fa. È la vicenda di queste quasi 40 famiglie che hanno partorito a Padova negli ultimi 6 anni, quindi andiamo anche abbastanza indietro nel tempo, e dove il sindaco, ma anche gli uffici dello Stato civile del Comune di Padova, come altri, hanno ritenuto che la donna che ha voluto quel bambino insieme alla compagna che poi l'ha partorito debba avere gli stessi diritti, ma soprattutto gli stessi doveri di un uomo che ha voluto quel bambino senza poi dare un contributo genetico, quindi come la compagna. Ecco, questo principio di uguaglianza, che è un'uguaglianza soprattutto per il bambino che ha il diritto di nascere ed avere subito 2 genitori, non uno e un altro che arriverà se qualcuno farà domanda d'adozione che poi verrà data anni dopo.
Ecco, questo principio a Padova è stato messo in discussione dalla precedente dottoressa Sanzari che presiedeva la procura. Il Tribunale, dopo aver fatto non poche udienze, stiamo parlando di 40 famiglie, circa 40 ricorsi, ha la settimana scorsa fatto sapere la sua decisione, che è quella di dire che una volta che c'è un genitore, in questo caso 2 madri, su un atto di nascita, non si può utilizzare il rimedio molto semplice che ha utilizzato la Procura per mettere in discussione chi è genitore o non è genitore in Italia. Si può ovviamente mettere in discussione, lo sappiamo insomma anche dalle vicende che colpiscono le coppie eterosessuali, mettere in discussione una maternità o soprattutto di solito una paternità, ma ci sono delle regole da sempre nell'ordinamento italiano su chi possa farlo con certe modalità, entro certi tempi, eccetera. Ecco, per il Tribunale di Padova ha condiviso un argomento di molti avvocati e avvocate, tra cui me, per cui non sta al pubblico ministero dopo 6 anni svegliarsi e dire no, ma questo genitore io lo tolgo così con questo procedimento che è pensato per altre cose. Ahimè, la notizia mi pare che sia anche sulla stampa di oggi, quindi non dico, non do alcuno scoop perché ormai sta trapelando. La Procura Generale, cioè il pubblico ministero presso la Corte d'Appello di Venezia, hanno ritenuto di mettere in discussione questa decisione dei giudici di Padova e così anche il Ministero dell'Interno, presieduto da Piantedosi, ha iniziato a fare appello e quindi queste povere famiglie sono ancora in mezzo al guado a difendere i loro figli e il diritto di questi figli a avere 2 madri. Allora andiamo a vedere anche le reazioni proprio politiche, mamme arcobaleno, da parte proprio dei politici. Andiamo a sentire. Non ci sarà una mamma principale e una mamma secondaria che viene cancellata, ma ci saranno 2 mamme i cui cognomi resteranno entrambi sulla carta d'identità dei loro figli. È l'effetto della decisione del Tribunale di Padova che ha dichiarato inammissibili i 33 ricorsi con cui la Procura aveva chiesto di cancellare il doppio cognome sugli atti di nascita dei bambini e bambine registrate all'anagrafe con il cognome della mamma biologica e della cosiddetta mamma intenzionale. È una prima importante vittoria per le coppie di mamme padovane che in questi mesi hanno vissuto la preoccupazione di veder negato ai propri bambini e bambine lo status di figli con 2 mamme. È una giornata molto importante dopo tutti questi mesi di attesa e anche un po' di rabbia e di preoccupazione. È una giornata in cui appunto si festeggia e, usando l'analogia meteorologica che abbiamo trovato molto calzante, oggi ci stendiamo al sole e ci godiamo questo bel sole. La gioia di Caterina, mamma di un maschietto di 5 anni e di una bimba di 2 anni, si unisce a quella di Irene, anche lei mamma di 2 bambini. La decisione del Tribunale riguarda tutti e 33 gli atti anagrafici dei bambini registrati dal sindaco Giordani. Siamo consapevoli che l'iter potrebbe essere ancora molto lungo, ma penso che sia un segnale molto forte e forse ai bimbi, visto che sono ancora piccolini, non racconteremo i dettagli legali giudiziari, ma condivideremo il clima di festa e di serenità, ecco, con loro, perché è la cosa di cui c'è più bisogno per noi mamme, genitori, nonni, parenti tutti e i bambini in primis. Quindi questa sera festeggiamo e viva i sorrisi e le belle notizie. Le motivazioni della decisione del Tribunale sono molto tecniche, ma il cuore della questione è che verrebbe messo a rischio lo status del minore, una tesi sostenuta dalla difesa delle mamme arcobaleno. Quello che chiedeva la Procura non era rettificare degli atti di nascita, ma era cancellare un genitore, e per cancellare un genitore non si può fare un tipo di azione come quella che ha fatto la Procura, ma serve un altro tipo di azione che è l'azione di Stato, ovvero andare a verificare lo status giuridico del minore. Il Tribunale ha interpretato correttamente, quindi ha ascoltato quella che era la richiesta fatta e ha respinto tutti i ricorsi dichiarandoli inammissibili. Una prima vittoria per le famiglie che ora attendono di conoscere le mosse della Procura, che potrebbe ovviamente decidere di impugnare in appello la decisione del Tribunale, una decisione che potrebbe arrivare anche dal Ministero dell'Interno. Mai cantare vittoria, come avete sentito. Ma però ci sono le battaglie per vincere la guerra, se ne vincono, se ne perdono, ma si continua veramente a combattere. È questo che la politica non riesce a capire,
che la gente la combatte, ma soprattutto anche il buonsenso che ho sentito dalle interviste dei cittadini. Ho avuto anche ospite queste mamme arcobaleno, avvocato Schuster, e devo dire la verità che loro anzi si sentono accolte dove vivono, hanno il supporto delle persone che vivono attorno a loro, che sono i cittadini. Qua la politica non riesce a capire che andiamo sulla Luna e forse troveremo anche altri pianeti. Forse non riescono a capire. Ecco, purtroppo io dico sempre abbiamo anche un profondo sud, ma c'è anche un profondo nord, avvocato, ed è un profondo nord molto tosto da combattere. Sentiamo Vladimiro da Rovigo, poi il commento dell'avvocato Schuster. Vai Vladimiro. Ciao Mirella, grazie. No, volevo fare una domanda all'avvocato, appunto, ma solo per completezza dell'informazione che abbiamo noi altri a casa, che sentiamo in televisione le persone parlare. Cioè, io ho sentito in trasmissioni diverse da questa persone come dire, interessate all'argomento dire che il giudice del Tribunale di Padova non è entrato nel merito della questione, ma ha solo dichiarato come dire, l'impossibilità, l'inammissibilità del ricorso per motivi tecnico-procedurali. Quello che ha detto lei invece poco fa diceva che la decisione del giudice invece ha compreso anche motivi di merito nella questione. Allora, senza voler entrare da parte mia nel merito, ma ecco, volevo chiedere, ma perché così almeno sappiamo le notizie, quelle vere e non quelle parziali. Quello che ha deciso il Tribunale di Padova è solo una inammissibilità tecnico-procedurale e quindi il merito rimane quello che era prima, né a favore né contro, oppure ha dato anche un passo avanti, diciamo così, alla questione di merito puro e semplice. Grazie e buongiorno. Grazie Vladimiro, prego avvocato Schuster. Grazie Vladimiro, bravo. Non vorrei aver magari usato una parola sbagliata. Come ho detto prima, il Tribunale ha ritenuto che il pubblico ministero non avesse i poteri, non potesse utilizzare quello strumento, quel tipo di processo, diciamo, quel tipo di ricorso, per togliere una madre. Quindi è una decisione processuale in rito, cioè lo strumento che stai utilizzando non vada a vedere dove vuole portarti, ma tu non puoi utilizzarlo. Come diceva il collega Giarratano prima, un'azione di Stato è quello che serve per togliere un genitore, non una rettificazione. Quindi sì, mi sembrava di aver usato la parola merito, eccetera, quindi loro sì, non hanno detto fatto bene, fatto male il sindaco. Quello che hanno detto è il pubblico ministero non è fra le persone e non ha utilizzato lo strumento corretto per mettere in discussione e togliere un genitore. Quindi non è entrato nel merito, la questione è processuale. Chiaramente quando dico ti stai rivolgendo a me con uno strumento sbagliato, ti blocco già lì, non ho bisogno poi andare a vedere altre questioni, perché già lì la questione si ferma. Allora, dottoressa Zan, come donna, come mamma e soprattutto come con la professione che fa, che tratta le fragilità, perché qui stiamo parlando di bambini che non possono difendersi, stiamo parlando dell'amore che danno queste mamme, questi papà, questi bambini, senza mai mettere il bambino al primo punto. Cosa va bene per questo bambino? L'amore oppure qualche legge che non è stata interpretata bene, che non voglio applicare perché faccio parte di una certa rete politica che non vede bene questa cosa, perciò anch'io devo stare attento come muovere, perché gira così, avvocato, è inutile dirlo, la politica è entrata a gamba tesa dappertutto sfortunatamente. Ecco, invece di guardare, io ho visto questi bambini, questi ragazzi anche, anzi sono strafelici, con educazione e un rispetto verso il prossimo, che la famiglia tradizionale, qualche famiglia e molte anche se lo sognano. Ecco, il capire nel crescere anche come ti ho generato, chi sei, perché viene spiegato, non è che li lasciano all'oscuro come sento tanti ragazzi che dicono i miei si separano e non mi hanno detto niente, ma io sono un numero o sono una persona. E poi soprattutto il rispetto che hanno invece queste persone che vivono vicino a queste mamme, a questi genitori, con questi bambini, con questi ragazzi che li accolgono, per loro è normale. Ecco, la politica non sa cos'è la normalità, certa politica. Prego
Prego, dottoressa Zan. Certo, no, sono pienamente d'accordo. Io credo che comunque di fronte a un bambino l'amore diventa la cosa che noi possiamo trasmettere a questo bambino indipendentemente dai genitori, da come sono formati, da come non sono formati. Credo che sia fondamentale. Qui la politica c'entra per quello che è il raggiungimento dei diritti di queste persone, ma per quanto riguarda il bambino in sé, se vogliamo tutelarlo, vogliamo proteggerlo, quello che noi genitori, ripeto, qualsiasi siano i genitori, possono trasmettere a quel bambino è quello che farà di lui la persona che sarà un domani. Ecco, questo è quello che io penso. Come diceva la mamma prima intervistata, lasciamo i bambini adesso al di fuori di tutto questo, viviamo questa giornata con questo bel sole, con il risultato che abbiamo raggiunto e godiamoci questo momento. Ecco qui anche una forma di amore che ha dichiarato questa mamma nei confronti di questi bambini e quindi credo che siano nella strada giusta, ma nello stesso tempo credo che sia giusto sensibilizzare quella che è la parte politica al raggiungimento dell'obiettivo e al raggiungimento di quello che può essere un contesto anche poi regolare e di famiglia per questi bambini. Abbiamo Leone da Tre Baselleghe. Ciao Leone. Grazie, saluto i tuoi. Allora, in questo paese spesso non ci sono i soldi per le disabilità, però per avere il Presidente della Repubblica nel palazzo più costoso al mondo, quelli ci sono tutti, ma proprio tutti. È per quello che io dico che ci vorrebbe una Rani anche in Italia. Un'altra cosa, Mirella, ogni mattina adesso vedo in una trasmissione che fanno una pubblicità, la fame non è un gioco, chiama il 45536 per donare per l'Africa. Allora io quando ero bambino, mio padre mi dava 10 lire per comprare il gelato, allora ne compravo uno, 5 li dovevo dare per i bambini dell'Africa. Sono passati 70 anni e ancora stiamo dando per l'Africa. Allora, questi 70 anni, che non è cambiato niente, vuole dire che questo pianeta è governato da incapaci. Perché se non c'è acqua in Africa per produrre cibo, è colpa della politica. Perché se adesso che andiamo sulla Luna, se uno va sulla Luna e guarda la Terra, vede che sulla Terra c'è più acqua che terra. Com'è possibile che ci sia gente che muore di fame e di sete perché non c'è acqua in un pianeta dove c'è più acqua? Terra? Ciao Mirella, grazie. Vedi Leone, non è che non c'è l'acqua, è che non la vogliono tirare fuori perché ci sono le pietre preziose che sono per loro più importanti dell'acqua. Se danno l'acqua a questi popoli non riescono più a trovare questi materiali incredibilmente preziosi che hanno queste popolazioni, specialmente l'Africa. Pensate, è ricchissima. Però è come dice Leone, non si fa niente perché c'è il motivo. Si dividono la torta, o un colpo comanda uno, un colpo comanda l'altro, adesso tocca a me e vai avanti. Però poi le fragilità, dottoressa Zan, quelle fragilità che lei tocca con mano, io l'ho sentita l'8 marzo quando ha raccontato che le stomie non colpiscono solo i diversamente giovani, ecco per questo la invito, forse bisogna parlarne di più, capire di cosa stiamo parlando, perché lei ha raccontato di bambini che nascono così e questi sono fragili, bisogna accompagnarli in un percorso sereno, prego. Sì, bisogna accompagnare i bambini assolutamente, ma anche la famiglia, supportarla. I nostri pazienti, diciamo i piccoli pazienti, sono pazienti che possono avere una stomia dalla nascita, proprio dalla nascita. Appena nati si crea un problema e quindi bisogna operarli e di conseguenza per salvaguardare quel tratto di intestino operato bisogna fare una piccola stomia al bimbetto, che poi viene preso in carico da noi e viene seguito dal nostro centro che è altamente specializzato, dove abbiamo un'enterostomista completamente dedicata a quello che è il settore pediatrico. Ecco, allora, bambino assolutamente sì, ma famiglia, i genitori che non sanno come affrontare questa problematica inaspettata e incredula anche, perché finché non ti capitano le cose
non puoi capire di cosa si tratta, e quindi lì un grosso supporto alla famiglia, assolutamente, dove noi andiamo a spiegare come trattare il bambino, dove comunque noi ci mettiamo a completa disposizione della famiglia per dubbi, domande, paure anche che possono sorgere nel momento in cui la mamma non sa come gestire questa cosa. Però ripeto, il personale altamente specializzato del Centro Incontinenza e Stomie dell'USL 2 Marca Trevigiana ha fatto sì che queste famiglie siano supportate in qualsiasi momento della giornata. Noi siamo a completa disposizione. Dottoressa Zhà, un'altra cosa che si nota è la vergogna di accettare questa malattia, anche di credere aiuto. Tanto è vero che io ho creato questo slogan che è piaciuto anche al dottor Santoro, che anzi salutiamo, più prevenzione e meno pannolone. Perché specialmente l'uomo? Ecco, noi lo vediamo nei femminicidi, questo uomo che diventa cattivo, che non accetta questa donna, una donna forte, una donna che è diventata autonoma, una donna che può diventare mamma anche senza sposarsi, senza avere un compagno maschio o un marito. Ecco, una donna che non è accettata, ma soprattutto che non accetta questa patologia perché si sente meno uomo. Ecco, la virilità. Ma cos'è la virilità? Cioè, a un certo momento, se hai questa patologia, questo problema, fatti curare. Perché c'è questa vergogna, specialmente da parte maschile, mentre noi accettiamo molto bene queste patologie purtroppo che colpiscono? Guardate ad esempio il tumore al seno, cosa è stato fatto proprio perché le donne si sono rimboccate le maniche e stanno cercando di accompagnare anche certi uomini, anche sul cambiamento maschile, è sempre la donna però. Ecco, perché la vergogna di non essere più virile, la vergogna di dire ho questo problema? Sono molto contenta di questa domanda, Mirella, perché mi permette anche di parlare di quello che noi offriamo anche a questi pazienti, che magari tanti non lo possono sapere o comunque proprio per la vergogna non si approcciano a quello che è questo riferimento importante che c'è all'ospedale di Treviso. L'uomo è una persona diversa per certi aspetti dalla donna, no? La donna, noi lo sappiamo, la donna un po' magari si abbatte di fronte a certe cose, ma poi si rialza e combatte, è proprio nell'indole della donna. L'uomo invece, di fronte a una problematica soprattutto di questo tipo che va a colpire la sua sessualità, anche la sua parte così, dove la sua virilità, si deprime tantissimo e tende a chiudersi in casa, tende a non avere più una vita sociale. Ecco che allora noi stimoliamo queste persone a rivolgersi al proprio medico di base, che è il primo step, ricordiamoci, della rete aziendale dell'incontinenza, e il medico dovrebbe sapere che all'interno dell'USL c'è questo servizio, li rivolge a noi e noi li prendiamo in carico. Prendersi in carico un paziente così vuol dire seguirlo in quello che è la sua patologia, seguirlo per dare i consigli migliori, ma anche per mettere in atto delle terapie che non dico che lo portino alla guarigione, ma lo possono portare a un percorso riabilitativo dove lui riacquista le sue normali funzioni. Ricordiamocela questa cosa. Ci sono dei percorsi che ci possono permettere di raggiungere degli obiettivi e dei risultati importanti. Da applicarsi però. Certo, bisogna assolutamente. applicarsi uomini, parlo a quelli che non si applicano. Sì, mi permetto di dire e ci tengo a dire che all'interno del centro incontinenza noi offriamo che cosa? Un servizio di psicologia. Perché abbiamo questa figura di psicologa importante che segue i pazienti incontinenti e stomizzati, quindi una persona anche, una professionista anche completamente dedicata a questa patologia? Perché ho visto che noi la proponiamo e ultimamente è molto accettata dagli uomini, cosa che in precedenza vedevo era un po' rifiutata, erano molto restii a fare questi percorsi. Invece ultimamente, grazie al nostro supporto, al supporto dei medici specialisti, si approcciano anche a questo percorso che li porta poi a raggiungere anche un certo consapevolezza della loro problematica, ma anche li supportiamo nell'affrontare anche il resto del percorso.
e quindi a raggiungere dei risultati importanti. Ecco, appunto, volevo sottolineare questo aiuto che noi diamo in particolare alla figura maschile, dove viene anche accettato ultimamente, cosa che prima non era. Non è forse anche dovuto che forse se ne parla, si inizia a parlarne, si inizia a vedere, a sentire. Sì. Io mi ricordo l'importanza che voi siete andati con i camper nelle piazze anche principali, anche in paesi anche più piccoli, per far capire l'importanza di fare prevenzione. Un po' alla volta, a mio avviso un passetto a volta si riuscirà. Cosa ne pensa, avvocato Schuster? Ecco, un passo a volta anche per quello, alla volta, per quello che riguarda il suo lavoro proprio importantissimo, un po' alla volta ce la faremo, però la politica deve anche ascoltare queste persone, perché sono votate da queste persone che forse accettano di più di quella parte politica invece che tende ancora a chiudersi, a non volare. Prego, avvocato. Guardi, io non devo dire che 20 anni fa sembrava che finalmente andassimo come società, non solo in Italia, verso un abbraccio delle libertà, cioè ci ponevamo sempre la questione: ma perché non devo consentire a queste persone, a questi gruppi di persone di vivere meglio? Tutto sommato a me non costa nulla, non è che se do un diritto a un bambino di avere 2 madri invece di averne 2 quotidianamente ma non sulla carta mi cambia qualcosa. Se do il matrimonio a 2 donne e 2 uomini, cosa mi cambia io che ho il matrimonio eterosessuale? Sembrava effettivamente fossimo sulla buona strada, che poi è una strada di generosità, perché ripeto, non tolgo nulla a me, consento solo agli altri di vivere meglio. Però dopo, insomma, negli ultimi 20 anni, non so se sono state le crisi economiche, eccetera, sembra quasi che desideri per il prossimo che stia peggio di te, ecco, così tu ti senti meglio. Volevo ricollegarmi sull'intervento della dottoressa prima, perché diciamo sulla questione della virilità eccetera, perché in Italia abbiamo un grande problema che va bene al di là delle famiglie arcobaleno eccetera, che è quello della fecondazione assistita, che rimane un grande tabù. Qualcuno si ricorderà il referendum per cercare di consentire alle persone di decidere di più su come avere figli eccetera, e anche lì non venne raggiunto il quorum, come ormai sta succedendo con i referendum, perché sembra che coinvolga pochissime persone, quando statistiche poi vere non ce ne sono, perché per anni gli italiani sono andati all'estero perché non si poteva fare l'eterologa in Italia, ancora adesso ci vanno perché c'è sempre una carenza di ovociti, perché poi siamo bravi a non donare gameti, ovociti, sperma in Italia, ma siamo bravissimi ad acquistarli dagli stati che invece li producono, li ottengono. E c'è un problema di stigma. Devo dire che le famiglie arcobaleno su questo, ovviamente i bambini non nascono per sbaglio, quindi è una scelta molto molto ponderata, spesso anche di sacrifici, e quindi penso che sia naturale che poi, come hai osservato te Mirella, i bambini nascano molto educati, perché c'è proprio dei genitori che non sono lì per caso, i genitori che li hanno voluti con tutti i sacrifici, anche le battaglie giudiziarie. E diciamo che il fatto anche che poi queste coppie siano necessariamente trasparenti su come ogni bambino è nato, perché ovviamente non si può raccontare che è nato così con la cicogna o dare per scontato, consente a questi bambini di crescere nella piena consapevolezza della loro storia. Ecco, quando invece a fare ricorso alla fecondazione assistita per problemi di virilità, di sterilità, eccetera, e sono le coppie eterosessuali, c'è molto imbarazzo, molto più imbarazzo a dire abbiamo avuto l'aiuto di un medico, di una struttura sanitaria, per non parlare poi della questione ancora più delicata della gestazione per altri, a cui fanno ricorso prevalentemente coppie eterosessuali, ma poi anche coppie omosessuali. Ecco, mentre 2 padri non è che possono inventarsi nulla, le coppie eterosessuali spesso hanno difficoltà poi a raccontare le origini di un bambino. E quindi diciamo quel problema di parlarne, di cui si è detto prima, poi ritorna anche nel caso delle coppie eterosessuali che hanno bambini non naturalmente. Ma è importante dirle queste cose per l'onestà verso i propri figli, ma anche perché poi così la gente capisce che ci sono dei problemi. Ecco, non è più il mare indicibile che diciamo io come quarantenne dintorni non ho vissuto, però mi ricordo che mi hanno detto che insomma, torniamo indietro di 40-50 anni, non si poteva usare la parola tumore, si usava tutta
Cancro poi non ne parliamo, una parola, No, guai esatto, pronunciare però questa per parola. fortuna, Bravo, quello avvocato stigma Schulz. Abbiamo Maurizio da Conselve, vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Allora, sicuramente io adesso quello che dirò avrò contro tutto il mondo. Allora, innanzitutto partiamo da un presupposto. Da che mondo è mondo? I bambini non sono né oggetto né, come posso dire, oggetto di piacere per coppie tra donna, eccetera. Punto 1. Secondo, queste cose qua vanno contro la legge umana, dico, contro la legge umana. Da che mondo è mondo non è ammissibile che queste coppie abbiano dei figli di chissà di chi, di chissà di che cosa. Allora, dobbiamo capire da questo presupposto che la Chiesa cattolica non permette questo. Scusate il mio sfogo, ma è così, si va contro la natura e contro la legge umana. Mi dispiace, darò fastidio a qualcuno lì in studio, ma io la vedo così da persona cattolico cristiano. Questa è la cosa. Quindi, a chi dovresti dar fastidio in studio? Dai che ci parliamo, perché è giusto anche capire. A chi dai fastidio in studio? Vai. No, non lo so. No, vieni fuori, perché a chi dai fastidio in studio secondo te? Mirella, qua la gente la pensa sempre, chi va controcorrente, questo e quell'altro, eccetera, omofobia e tutte queste cose qua. Io non sono un omofobo, però sono una persona coerente, hai capito? Perché io da cristiano, da che mondo è mondo, io devo essere legato a una donna, ok? Cioè, nella mia normalità, dopo non lo so se adesso va di moda cose di questo genere. Comunque io sono contro questo. Vabbè. Ecco, sono contro queste cose. Maurizio, giustamente Buona giornata, Mirella. Grazie Saluto Maurizio. Vedi, il problema è che non ci sono solo cristiani e cattolici, ci sono anche persone che non sono né cristiane né cattoliche, ma sono persone. Ma io ti dico di più, io ho avuto uno scontro durissimo con un politico, il quale voleva la famiglia tradizionale. Guai, la famiglia è sacra, la famiglia tradizionale. Siccome siamo veramente amici, gli ho detto, ma tu parli che hai la moglie, 2 amanti, che hai di tutto e di più e vuoi parlare con me della famiglia tradizionale? Tu? Tu parli di famiglia tradizionale e hai 2 amanti, che lo sai che lo so, e hai anche un figlio che non si sa. E allora capite bene, ma non il politico in generale, oppure quello che vuole la famiglia tradizionale, poi si becca l'AIDS e va a casa dalla moglie e glielo trasmette perché non riesce neanche a capire di fare prevenzione. Perché questi sono quelli che vogliono la famiglia tradizionale e che non vogliono le 2 mamme, anche questi. E voi dovete aprire le orecchie, perché sono quelli che poi vi danno dei messaggi devastanti. Prima la dottoressa Chan ha spiegato molto bene, ma vogliamo l'amore del bambino o di cosa andiamo in cerca? Perché l'opinione pubblica non viene informata, perché non si vuole informarla, deve fare il fai da te e il fai da te non va bene, perché bisogna essere competenti in materia. Cosa dice avvocato Schuster? Ma per fortuna il mondo cattolico ha tante sensibilità, proprio ma tante, perché oggi sappiamo che in Veneto ho conosciuto, perché ho assistito alle mamme, ci sono i sacerdoti che fanno il battesimo e le 2 mamme sono lì al fonte battesimale, tutte e 2 con pari dignità. Ed è una chiesa che guarda il benessere sia delle mamme, perché se stanno assieme perché sono felici e fanno una famiglia, e il bambino. Ma c'è anche un Papa che adesso consente, ovviamente con i piccoli passi di un ritorno su quella che era una lettura molto restrittiva della Bibbia, a dare almeno le benedizioni alle coppie che si vogliono, unire davanti a Dio. Non è il sacramento del matrimonio, è una forma di benedizione. La Chiesa Cattolica è molto varia, c'è chi ha il punto di vista dell'ascoltatore, chi ne ha uno diverso. D'altra parte, se dovessi parlare di famiglia naturale,
io tornerei dentro le caverne, mi prenderei le donne tirandole per i capelli, ne avrei 2 o 3 e torneremo anche a quella famiglia naturale. Per fortuna siamo qualcosa di più 3, 5, 10.000 anni dopo e siamo qualcosa di diverso anche dagli animali, al di là che gli animali pure hanno Ma un ha rapporto capito, avvocato, che mi dà fastidio dove vengono le prediche, oppure l'amante uomo? No, vabbè, quello, cioè, perché ma vogliamo parlarne di queste cose? Perché il silenzio è la famiglia tradizionale, poi è l'amichetto. All'amichetto, avvocato, non se ne parla. Perché non si vuol parlare? Non si vuole sapere, non si vuole conoscere, non si vuole approfondire. Invece cos'è la parola amore, il rispetto, questo, sì, l'inclusività, la comunità, di questo dobbiamo parlare. Allora andiamo a vedere anche questo servizio molto importante, Mamme Arcobaleno, prima Vittoria. Andiamo a vedere. No, ce n'è un altro. Oppure cos'è? Registro all'anagrafe bimbo 2 mamme. Non sono contro nessuno, non voglio fare l'eroe, io penso sia una cosa giusta quello che faccio, è naturale. Non voglio neanche pensare che un bimbo sia diverso dall'altro solo per il motivo che c'è una mamma. Sono 2 le mamme. Non mi è neanche mai chiesto qual è la mamma biologica, non mi è mai chiesto. Per me sono 2 le mamme e va bene così. Era il 23 marzo quando Sergio Giordani, il sindaco di Padova, ha rilasciato questa intervista ai nostri microfoni. A distanza di 10 giorni la prima iscrizione è avvenuta. Il 3 aprile è stato proprio Sergio Giordani a registrare all'ufficio anagrafe un bimbo con 2 mamme. È il 33esimo caso di iscrizione nella città del Santo dal 2017, da quando Giordani è il sindaco di Padova. Una buona notizia, il commento di Irina Sciaparava, referente per il Veneto delle famiglie Arcobaleno. La nascita del bambino viene considerato in qualche modo un evento straordinario, tuttavia la registrazione alla nascita, della sua nascita, è e dovrebbe essere un atto ordinario, dovrebbe essere un'azione di routine eseguibile in ogni comune, da ogni sindaco o sindaca, e non debba dipendere dalla sua composizione familiare del nascituro. Quando nasce un bambino ha bisogno di una protezione legale, ha bisogno di una protezione burocratica e quando nasce in una famiglia è un atto appunto straordinario della nascita che deve essere tutelato. Quindi il sindaco Giordani quando lo fa con coscienza di proteggere il bambino nato. L'intenzione era stata espressa in modo chiaro dal sindaco Giordani a febbraio al prefetto di Padova Raffaele Grassi, che gli spiegava il contenuto della circolare del Ministero dell'Interno che non ammette la trascrivibilità in Italia dell'atto di nascita formato all'estero da coppia omogenitoriale maschile che indichi, oltre al padre biologico, anche il genitore di intenzione. E infatti Palazzo Moroni registra i figli con 2 mamme, come questo bambino nato da una quarantenne che da 5 anni ha una compagna con cui ha celebrato un'unione civile proprio a Padova. Di questa intenzione, dopo l'incontro con il sindaco, la prefettura aveva informato l'autorità giudiziaria, che aveva fatto sapere che avrebbe valutato sulla base di eventuali esposti. La richiesta che arriva dal comune è quella di interpretare un vuoto normativo perché al centro restino sempre gli interessi dei bambini. Abbiamo Luciano da Desenzano. Ciao Luciano. Ciao Mirella, buongiorno. Buongiorno. All'avvocato e alla signora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Niente, io lo sai Mirella, sono uno col cervello apertissimo, ognuno fa quel che vuole, maggiorenne, ma 2 mamme non capisco, 2 mamme, una sarà la mamma e l'altra sarà la compagna della mamma. E così anche quelli come Vendola, no? È un politico, lo sappiamo, non si sa dove è andato a fare un figlio, sposato con un... Certo, avrà la badante, ma i bambini hanno bisogno di una mamma. E ripeto, una è la mamma, perché Giordani, l'ho visto anche altre volte, io ho i nipotini, no, quasi piangeva per quello che ha fatto,
Ma una è la mamma e l'altra sarà la compagna, perché 2 mamme? Non capisco perché bisogna scrivere sui documenti i nomi delle due, che il bambino o la bambina hanno 2 mamme. Non riesco a capire. Capisci, Mirella? Non riesco a capire. Adesso te lo spieghiamo allora, Luciano, perché questo. Allora andiamo a vedere questo servizio proprio registrato bimbo 2 mamme, andiamo a vedere questo servizio per capire ancora bene. Allora andiamo a vedere questo servizio. Sono soddisfatto, questo di coscienza, io sono un nonno, ho nipoti, non mi sarei mai sentito di fare bambini in serie A, bambine serie A, serie B. Come ho detto tante volte, ha vinto l'amore. Quando entravo nel mio ufficio o andavo all'anagrafe, vedevo le mamme sorridenti, avevano il sole negli occhi, sorridevano serene, felici, con questi piccoli bambini e bambine. È commosso Sergio Giordani dopo aver appreso la notizia che il Tribunale di Padova ha respinto i ricorsi della Procura contro gli atti di nascita dei figli e delle figlie di coppie di mamme che nel corso degli anni lui stesso, da primo cittadino di Padova, ha registrato all'anagrafe. Una prima battaglia vinta, ma questo non basta, bisogna colmare il vuoto normativo per evitare che altre coppie di mamme vivano la lunga trafila giudiziaria che stanno vivendo le famiglie arcobaleno padovane. L'atto di nascita non ha motivo per essere rettificato. Nel senso, va bene così com'è, e riconosce, questo è un passaggio molto importante, riconosce che non è possibile così indefinitivamente nel tempo contestare un documento che di fatto va ad individuare l'identità di un bambino e mette i presupposti perché coloro che l'hanno messo al mondo, sia biologicamente che no, che se ne fanno carico materialmente e moralmente, che lo inseriscono in un contesto familiare, dire improvvisamente che questa cosa non esiste più. La decisione del Tribunale di Padova è stata commentata anche dalla segretaria del PD, Elish Line, che plaude al coraggio del sindaco Giordani e invita il Parlamento ad approvare una legge che riconosca pari dignità a tutte le famiglie. Dal valico di Rafah, dove sono in viaggio verso Gaza, arrivano anche le dichiarazioni dei parlamentari veneti Dem. Il Tribunale di Padova blocca la furia ideologica del governo Meloni e ristabilisce un dato di realtà: quelle famiglie esistono e quei bambini devono avere gli stessi diritti degli altri, scrive l'onorevole Alessandro Zanna, a cui fa eco la deputata trevigiana Rachele Scarpa. È sicuramente una buona notizia e oggi festeggiamo, ma dobbiamo rimanere vigili perché abbiamo visto come questo governo attraverso atti e direttive non manchi mai di mettere in atto una regressione discriminatoria che è una vera e propria guerra alle famiglie arcobaleno e alla diversità. Allora, avvocato Schuster, perché 2 mamme, non mamma e compagna? Perché questo? Come commentiamo? Prego. No, mi sembra, io sono molto contento che in trasmissione chiamino anche persone che hanno idee di questo tipo, insomma, perché l'importante è continuare a parlarne, a ragionare, comprendere, perché altrimenti i politici avranno sempre una visione troppo limitata e dobbiamo prima di tutto averla noi più ampia come lettori ed elettrici. Allora, qual è la questione? Noi possiamo dire un bambino nasce ed è necessariamente il figlio dell'uomo che ci ha messo lo sperma e della donna che ha fatto la gravidanza. Allora diamo al bambino lo stupratore, perché quello è il padre per la natura, diamo al bambino quella madre, anche se quella madre non lo vuole, eccetera. In realtà oggi noi individuiamo nella figura del genitore colui che, uno, si è da sempre preso cura del bambino, infatti l'adozione la diamo anche al nuovo marito della madre, che non c'era prima quando il bambino è nato, però è quello che agli occhi del bambino poi è stato sì il compagno e marito della madre, ma di fatto che è sempre stato il suo padre, anche se del padre alla maniera naturale non aveva nulla. Ma noi facciamo prevalere la figura di chi ha assunto davanti agli occhi del bambino questo compito. Poi noi attribuiamo il ruolo di genitore anche a chi deve essere inchiodata alle sue responsabilità. Con responsabilità una volta era: hai voluto l'avventura sessuale con la donna, non puoi far finta di niente, questo bambino avrà dei diritti nei tuoi confronti, lo devi mantenere, ed è il genitore come dovere. Ora, nel frattempo non siamo più ancorati soltanto al rapporto sessuale, c'è l'adozione e c'è la fecondazione assistita. Allora, qual è la questione della seconda mamma? La semplifico molto. In Italia, se un uomo ha un problema di sterilità e quindi
non ha il rapporto sessuale da cui nasce il bambino, non può neanche metterci lo sperma da cui nascerà quel bambino. Cos'è che ci mette oggi il compagno o il marito? Dice sì, voglio con questa donna, mia moglie, la mia compagna, avere un bambino, anche se io poi di biologico, di naturale non ci metterò nulla perché magari è un problema di sterilità, ok? Questo sì, per il diritto italiano da sempre, lo dice anche la Corte Costituzionale del 98, inchioda quell'uomo poi alle sue responsabilità. Non può dire fatemi i test di DNA e me ne chiamo fuori perché non ne voglio più sapere perché ho avuto la crisi con la donna. No, quel bambino perché nasce? Una volta nasceva perché hai avuto un rapporto sessuale, oggi nasce anche perché tu l'hai voluto mettendo la firma su quella carta che ha detto ai medici, ok, prendiamo gameti, sperma eccetera di altri donatori, io lo voglio con questa donna. E quella firma, quella volontà da cui nasce quel bambino, perché se quell'uomo non l'avesse voluto quel bambino non sarebbe nato in quella maniera, proprio non sarebbe nato, non chioda a essere genitore. Allora cos'è la battaglia sulle due mamme? Ma questa compagna che ha detto lo stesso sì, che ha fatto un progetto da cui nasce quel bambino, se non ci fosse stata quella donna insieme alla donna che poi l'ha partorito, quel bambino non sarebbe nato in quella maniera, perché la volontà di entrambe è stata di avere il bambino. Ecco, perché quel bambino quando nasce ha diritto ad avere un secondo genitore che è l'uomo che ha fatto la firma e non ha diritto ad avere un secondo genitore che è la donna che ha fatto la stessa firma? Ecco, questa è l'idea. E quindi è chiaro che oggi noi la genitorialità, grazie all'adozione, grazie alla fecondazione assistita, la concepiamo diversamente da un semplice incontro sessuale fra due persone. Genitore è soprattutto chi ha voluto quel bambino, chi si deve prendere cura di quel bambino perché l'ha desiderato. Ed ecco, la questione è: due donne lo desiderano nella stessa maniera di un uomo e una donna, quel bambino comunque nasce, una volta che nasce deve avere diritti e garanzie. È questo l'approccio del sindaco Giordani. Quindi non è naturale nel senso che non nasce da un rapporto sessuale, ma per fortuna il nostro diritto di famiglia non è più ancorato al diritto, diciamo, dei mammiferi di milioni di anni fa. È qualcosa che deve soprattutto rispondere non alla genetica, ma alle garanzie e alle tutele dei bambini. Ha spiegato benissimo, complimenti Avvocato Schuster, riceve anche i complimenti della dottoressa Rita Chan, perché bisogna anche ascoltare e capire. Abbiamo Giusy da Dosso in linea. Ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Io faccio sempre la stessa riflessione, Mirella. Perché invece di mettere al mondo dei bambini, che ci sono gli istituti pieni di orfani, orfani, ma perché non si va a prendere loro invece di vederli lì su una gabbia? Io dico una gabbia perché giocano fuori all'aperto, però non hanno una famiglia. Chi si sente di adottare, non tutti ci sentiamo di adottare un bimbo, però ce ne sono tanti, invece di metterne al mondo altri, voglio dire questo, si potrebbe andare in questi istituti che sono lì che ti aspettano, insomma, questo voglio dire. E prendersi cura di questi bambini, non so, sbaglierò, ma io la penso così, Mirella. Vi ringrazio. Abbiamo sentito Giusy, ma questo vale anche per tutti. Allora, quelli che hanno deciso di fare figli, invece di fare figli, adotta. Qual è il problema? Perché già si divide, no. Prego, dottoressa Chan, come commenta anche la telefonata di Luciano, di Giusy? Sì, per carità, questo nasce da riflessioni personali ovviamente. Certo che quello che ha detto la signora, per carità, ci fa vedere una grande sensibilità e sicuramente sì, questi bambini che non hanno famiglia potrebbero essere adottati, potrebbero essere da queste mamme o da questi papà essere cresciuti, però è giusto anche rispettare la volontà delle persone e quindi quella di avere un figlio proprio. Ecco, questo è quello che io penso. Non me la sento di andare a giudicare delle persone che fanno delle scelte condivise e fanno delle scelte che sicuramente vengono da un percorso e da un processo di crescita della coppia. Ecco. Allora, visto che invece... fammi aggiungere però che prego. Per la persona singola, omosessuale, eterosessuale, per la coppia omosessuale che non è coniugata, in Italia, diciamo, non è possibile adottare, ok? Bravissimo. Quindi, avvocato, e non si sa. Intanto c'è un problema di legge.
di legge dell'adozione che avrebbe bisogno di ricevere una rispolverata, ma non solo per le coppie dello stesso sesso, per tutti, perché siamo rimasti, penso, l'ultimo paese quasi al mondo a veramente concepire non solo la coppia eterosessuale, ma soltanto la coppia eterosessuale coniugata, come se il matrimonio fosse garanzia di chissà cosa, quando insomma sappiamo... Fatto bene a dirlo, io l'avevo già sentito perché avevo una mamma ospite in trasmissione che ha detto proprio: io non posso adottare perché la legge me lo vieta, perciò mi fa piacere che lei l'abbia rimarcato molto bene. L'unica possibilità che hanno queste coppie di adottare un figlio non loro, cioè non nasce dalla compagna e la compagna lo adotta, è quella che hanno tutte le persone single, ed è di adottare bambini in gravi condizioni di disabilità, che è una scelta assolutamente generosa, di solidarietà, ma come sappiamo molto impegnativa. E c'è quella storia di quel papà gay che ha adottato una bambina con la Un sindrome. mio amico, l'abbiamo anche avuto ospite, avvocato. Sì, bellissimo, abbiamo visto anche il film Nata per te, brava Rita. Ecco, è un ospite e soprattutto un grande amico, anzi, che salutiamo tantissimo, e non le dico le telefonate proprio di queste persone, anche di Giusy, ecco, che abbiamo fatto vedere questa adozione, questa meravigliosa bambina, il suo amore, e qua è prevalso l'amore anche da parte di queste persone, perciò capite che forse un po' alla volta ci riusciamo, avvocato, a far capire l'importanza invece dell'amore, dell'inclusività, ecco, del rispetto. Queste sono parole fondamentali che forse dovremmo riflettere anche su quello che dice, ecco, questo psicologo, psicoterapeuta, il dottor Casteller, che è venuto a Arte e Benessere proprio all'Ippodromo Sant'Artemio per parlare di queste donne, di questi femminicidi che non ne possiamo più. Andiamo a sentire il dottor Casteller. Vediamo se parte. Eccolo qua. Come l'arte aiuta il benessere psicologico, aumenta l'autostima, sviluppa le proprie capacità individuali, creatività fa sentire, aumenta il senso di controllo della propria vita. Questo è un dato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi significa che sembra emergere, se mi permettete, una correlazione tra il stare bene, l'arte e il stare bene. Ma forse l'arte è curativa, scientificamente non è dimostrabile, però forse qualcosa, il stare bene, il benessere può curare. L'uomo, nel momento in cui ha la convinzione di spiegare la realtà attraverso elementi scientifici o prettamente scientifici, dimostra il limite del senso dell'esistenza umana. Io penso sia ragionevole pensare invece che la ragione spieghi solo una parte della realtà, ma personalmente ritengo che la parte più interessante sia quella che la ragione non riesce a spiegare. Un esempio? Noi siamo convinti che l'amore, Mirella, sia un legame tra due persone, e in questo momento io penso che l'amore sia la forza e l'energia che permette di determinare il non possesso tra le persone. L'amore patologico è possesso, ne abbiamo parlato più volte, Mirella. Invece non è così. Dobbiamo seguire il destino e la traccia dell'antica Grecia. I greci che cosa ci hanno insegnato? Che l'amore è aiutare l'altro a legare la propria ragione con la propria follia. Perché la ragione è minus quam, è dell'uomo. La follia era degli dei, tanto che facevano i sacrifici. Quando tu ami una persona non la devi possedere, devi unire la sua ragione con la sua follia, ma unire ragione e follia ci vuole un grande equilibrio, ci vuole un grande rispetto, ma soprattutto bisogna comprendere che sia la ragione che la follia non è assoluta, possono essere tantissime. Quindi in questo io dico veramente, se si rispetta l'altro bisogna prima di tutto rispettare il confine tra la ragione sua e la sua follia, perché altrimenti il rischio è che prevalga la mia di follia e si vedano le azioni che vediamo in questi giorni. Grazie Mirella. Allora, dottoressa Zhang, lei era presente
ecco, a questo dolore. Ecco, dobbiamo parlare anche, dell'amore e del dolore di questi genitori, e qui non si parla di uomo o di donna, si parla di persone che soffrono, che hanno perso i loro figli. Ecco, rivediamo la locandina di domenica, la strada amica o nemica, dove parleranno queste mamme che si metteranno, pensi avvocato Schuster, andranno a incontrare altri genitori, altre mamme, per condividere il dolore, ecco, un dolore condiviso. Ecco, dottoressa Zan, cosa ne pensa di questa, ecco, di questa prima linea che faranno questi genitori, di parlare a questi genitori per condividere il dolore? Non sei solo, ce l'ho anch'io questo dolore. Queste sono le cose da riflettere. Sì, io devo dire, ho avuto la fortuna di conoscere queste associazioni che creano queste mamme di figli vittime della strada, e devo dire che dicevo adesso proprio a Mirella in un momento di pausa che proprio a volte mi sento coinvolta in questo dolore che non so come riescono ad affrontare. Ecco, io sono sorella di una vittima della strada. Mio fratello all'età di 6 anni è stato investito ed è mancato purtroppo, e quindi ho vissuto di riflesso a fianco a 2 genitori che sono cresciuti con questo dolore. Quindi ecco, credo che la mia sensibilità nei confronti anche di queste mamme sia proprio per il dolore che abbiamo provato. Bisogna provare, hanno detto queste mamme. E quindi l'abbiamo vissuto di persona. Ecco, non lo sapevo, guardate. Ecco. Sì. E quindi invito la maggior parte delle persone che possono venire domenica a sostenere questi incontri, perché sono importanti. Una volta non c'erano le associazioni, e questi genitori si dovevano arrangiare ed affrontare il dolore da soli e farsi forza solo l'uno con l'altro. Invece oggi la nascita di queste persone che si uniscono in un unico dolore veramente ti dà la forza per alzarti, credo, alla mattina. Avvocato Schuster, come ci saluta? Ormai il tempo è passato, prego. No, ma guarda, il valore dell'associazionismo, no? Dell'accompagnarsi lungo una strada. E diciamo che, come con le mamme, anche qui sul dolore delle vittime della strada, lo sforzo che dovremmo fare tutte e tutti è quello di ascoltare e metterci nei panni di una donna che si è innamorata di un'altra donna e vuole avere un desiderio, oppure nei panni di quell'automobilista che magari ha guardato il cellulare in macchina, perché è una brutta abitudine troppo diffusa, anche mia, anche di noi, cioè tu ascolti, ti vai a immedesimare e dici porca miseria, adesso non è successo nulla, la prossima volta che prendo in mano un cellulare anche solo per guardare un piccolo messaggio mentre sto guidando, dietro si può creare una tragedia enorme. Vediamo se riprendiamo, se l'avvocato riesce ad avere la connessione. No, non è. Dottoressa Zan, allora come ci saluta? Abbiamo perso la connessione con l'avvocato Schuster, prego. Vi saluto sempre ringraziandovi di questa bella opportunità di riuscire a comunicare alle persone che ci guardano e che ci dedicano del tempo, cercando di trasmettervi quello che è il nostro lavoro quotidiano, ma che non è soltanto un lavoro, ma che è proprio un aiuto che noi cerchiamo di dare a persone che hanno sempre necessità e bisogni. Grazie alla dottoressa Rita Zan, coordinatrice Centro Incontinenza e Stomie ULSS 2 Marca Trevigiana. Grazie veramente anche all'avvocato Alexander Schuster, avvocato del Foro di Trento, che sta lottando per vincere questa guerra per le famiglie arcobaleno. Grazie, pubblicità. Il nostro mondo è pieno dei suoni più diversi, ma in che modo li percepiamo? I suoni vengono captati dall'orecchio esterno composto dal padiglione auricolare e dal condotto uditivo esterno. Essi vengono convogliati all'orecchio medio tramite il condotto uditivo. Il suono arriva al timpano, una membrana circolare e flessibile che inizia a vibrare non appena viene raggiunta dalle onde sonore.
Le onde sonore passano all'orecchio medio grazie al movimento del timpano. Nell'orecchio medio vi sono 3 ossicini, chiamati martello, incudine e staffa, note come la catena degli ossicini che fa da ponte tra il timpano e l'entrata dell'orecchio interno. La loro interazione amplifica ulteriormente le vibrazioni sonore prima di essere trasferite totalmente nell'orecchio interno attraverso la finestra ovale. Nell'orecchio interno è presente la coclea, un canale a forma di chiocciola all'interno del quale corrono diverse gallerie riempite di liquido. Quando le onde sonore fanno vibrare la finestra ovale, il liquido inizia a far muovere minuscole ciglia. Queste ciglia trasformano quindi le vibrazioni in impulsi elettrici, che tramite il nervo uditivo vengono convogliati al cervello. Ciò che noi definiamo rumori, in realtà, sono onde sonore trasmesse nell'aria. Cosa dire? Io devo ringraziare ma veramente tanto il dottor Daniele Frezza, direttore unità operativa semplice Dipartimento Chirurgia dell'orecchio all'ospedale ULSS 2 di Treviso. Veramente grazie dottor Frezza, era un pezzo che non veniva a trovarci, ma se arriva con questi pezzi io la invito ogni giorno, che così no, perché a casa gratuitamente riuscite a capire ancora di più. Ascoltate bene questa mattina. E saluto anche Daniela Ferrari, collegata con noi da Verona, presidente Penelope Veneto. Grazie veramente Presidente Ferrari di essere qui. Ha visto che video, Presidente? Ma come si può dire che non si impara sempre qualcosa a Sveglia Veneti? Grazie Presidente. Chiarissimo Mirella. Allora partirei proprio dal dottor Frezza, ricerca, scienza, ma tecnologia, però c'è sempre la mano dell'uomo, dottor Frezza, è inutile che parliamo di intelligenza artificiale, benissimo, però la mano dell'uomo, la figura è fondamentale. Prego dottor Frezza, cosa abbiamo visto? Ma allora è assolutamente vero, il mondo dell'orecchio e del sentire ha fatto delle grandissime evoluzioni, soprattutto negli ultimi 20 anni, cioè quando io ho iniziato a lavorare nel 90, chi nasceva sordo purtroppo rimaneva sordo. Oggi attraverso la tecnologia, e poi entreremo un po' meglio nel dettaglio, come avete visto dal video, riusciamo a intervenire chirurgicamente, ovviamente dopo un'accurata diagnosi, praticamente in tutte le forme di sordità. Quindi il nostro è un settore che definirei ad altissima tecnologia e cambiamento, e quindi il nostro compito è ovviamente apprendere le tecniche chirurgiche, adattarle ai nuovi device e poi ne vedremo alcuni, e saperli offrire ai pazienti, ovviamente all'interno di aree di lavoro come abbiamo a Treviso, che c'è una struttura dedicata alla chirurgia dell'orecchio, dove si riesce con un team professionale ampio a garantire al paziente il massimo della risposta. Dottor Frezza, quanto importante è investire nella ricerca? Perché io sono convinta, tutte le mattine noi parliamo dalle malattie rare, ma di tantissime cose. La prossima settimana avremo anche un altro leader, il dottor Gerosa, che verrà ospite, è già la terza volta che viene per spiegare anche questo intervento meraviglioso. Però sì, gli strumenti, ma anche tanta professionalità, tanta competenza. Ecco, questo dovuto anche agli studi che si sono fatti, questi studi che vengono sempre più approfonditi. Voi non smettete mai di imparare, a questo punto mi viene da dire, perché è un evolversi in continuo. Prego. Ma è evidente che parlando di orecchio, innanzitutto stiamo parlando di un organo di senso fondamentale per la qualità di vita di ognuno di noi, fin dalla prima infanzia all'età adulta, all'età ovviamente avanzata. E per far questo bisogna fare una valutazione attenta del paziente. Noi lavoriamo moltissimo in area pediatrica, perché i danni che il bambino può subire a causa di otiti trascurate poi sono un danno permanente per tutta la vita. Oppure laddove il bambino nascesse sordo, ovviamente entriamo in altri capitoli, ma anche lì serve un'accurata diagnosi e valutazione. E il concetto di impegnarsi nella ricerca e nelle tecniche chirurgiche è assolutamente vero, cioè per apprendere
la tecnica chirurgica base per la chirurgia dell'orecchio, il periodo di training varia dagli 8 ai 10 anni, quindi anche i giovani si avvicinano a questo mondo attraverso delle strutture. Noi in particolare ne coordiniamo una a Padova, dove riusciamo a simulare gli interventi chirurgici, a far sì che il giovane chirurgo apprenda prima di entrare in sala operatoria quali sono ovviamente le tecniche. Poi avete visto nel filmato la coclea. La coclea è il recettore dove i suoni arrivano attraverso queste onde meccaniche e vengono trasformati in impulsi elettrici. È un organo inviolabile, cioè noi sappiamo che se entriamo nella coclea l'udito va a zero. Ecco, però noi nella coclea ci entriamo, perché con l'impianto cocleare, che è questo piccolo device, guardate gli strumenti che ha portato. Riusciamo a inserire l'elettrodo, cosiddetto array, all'interno della coclea. Ma non lo tengo ancora che lo stanno inquadrando all'interno della coclea, e questo impianto cocleare, che ormai utilizziamo da 20 anni, oggi molto evoluto, consente di ripristinare l'udito completamente. Praticamente anni fa si rimaneva sordi, oggi con l'impianto cocleare, sia nelle sordità congenite ma anche in quelle acquisite, riusciamo ovviamente a ripristinare l'udito, e questo è il device fondamentale per le sordità cosiddette cocleari o percettive. Poi ne abbiamo anche altri, cioè recentemente è uscito un servizio sui social di un intervento che abbiamo fatto a Treviso, in cui abbiamo utilizzato una nuova protesi, che è questa, che è una protesi impiantabile nell'osso attiva, in cui praticamente questo processore al di sotto della pelle, con una parte esterna di queste dimensioni, anche un po' meno, consente al paziente di trasferire i suoni dall'esterno all'osso cranico. Dal cranio vengono trasferiti alla coclea sia da un lato che dall'altro, quindi con un unico impianto riusciamo a amplificare i suoni, a riprodurli all'interno della coclea, e a garantire anche al paziente che ha le cosiddette sordità miste, cioè dovute sia a un danno della struttura di trasmissione catena e ossicini, sia un danno interno, un ottimo recupero uditivo. Quindi è importante la diagnosi, è importante perché qui stiamo parlando di situazioni che sono già ovviamente evidenti, cercare di evitare che si arrivi a un danno permanente uditivo. Però laddove si arriva, e stiamo parlando del 10% della popolazione che ha problemi di ipoacusia, questo ovviamente definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e su cui noi ad oggi anche in Italia sì e no intercettiamo o abbiamo un terzo del controllo di questi pazienti. Quindi in Italia stiamo parlando di 5 milioni di persone, su cui 2 o 3 milioni di pazienti non hanno ancora un'adeguata risposta alla loro perdita uditiva. Dottor Frezza, io l'ho anche invitata perché vorrei capire come fare per far capire a quei genitori che danno questi strumenti con i quali i bambini giocano, questi giochi infernali con volume altissimo. E io mi domando veramente, e più di qualche volta senti dire: ma sei sordo? Perché c'è un volume veramente alto. Ecco, perché non si riesce a capire il danno che puoi fare? Oppure queste cuffiette. Io ho un volontario che adopera continuamente le cuffiette e mi arrabbio tantissimo, perché quando le toglie è inebetito, nel senso che ci vuole del tempo prima che riesca a capire il suono normale. Ecco, vogliamo fare un appello, dottor Frezza, perché veramente è preoccupante questa cosa. Allora, la domanda è azzeccatissima e mi complimento. In effetti oggi il tema della perdita uditiva legata a un eccesso di suoni o di ovviamente cosiddetto danno da trauma acustico è un problema, ed è vero che il giovane, soprattutto che si abitua ad utilizzare le cuffiette, come ha detto lei, per moltissime ore al giorno,
perde innanzitutto dei livelli di attenzione e di sicurezza. Ricordiamoci che molti incidenti della strada o in alcune situazioni dipendono proprio perché questo determina un isolamento. Ma poi la coclea, che è quest'organo delicatissimo, riceve continuamente impulsi a un livello di decibel e quindi di suono troppo elevato e va in una sorta di stress. Cioè noi sappiamo per esempio che il paziente che lavora in un ambito in cui ci sono i rumori ha bisogno del cosiddetto riposo uditivo, quindi di rimanere un certo numero di ore senza questi rumori per far sì che non si crei un danno. Per cui studi francamente non ce ne sono che ci dimostrano con chiarezza questo, però per analogia è evidente che un ragazzo che usa 18 ore al giorno la cuffietta pesantemente danneggia progressivamente la coclea fino a poi a dover trovare una soluzione di tipo protesico, perché ovviamente l'udito tenderà a scendere sia in relazione al danno da rumore ma anche in relazione ad altri agenti esterni o nel corso della vita. Avete capito? Avete ascoltato bene? Abbiamo Franco da Venezia, poi andiamo dalla Presidente Ferrari. Vai Franco. Sì, buongiorno a te e al tuo ospite Mirella. Buongiorno. Ecco, volevo chiedere al professor Frezza sull'acufene. Che cos'è e come se ne viene fuori, diciamo. Allora, l'acufene è un suono spontaneo dell'orecchio che può avere varie caratteristiche, dal fischio al ticchettio al sibilo. Va sempre studiato, quindi non è vero che uno che ha il fischio se lo deve tenere e finita lì, perché senza voler spaventare ovviamente chi ci ascolta, l'acufene può anche essere il primo segno rilevatore di alcune malattie dell'orecchio o del nervo. Quindi noi abbiamo bisogno di una visita a otorino, una visita di chi si occupa di orecchio, una valutazione audiometrica adeguata e in alcuni casi si aggiunge anche a fare una risonanza magnetica cerebrale per essere sicuri che la parte dietro l'orecchio sia integra e non abbia ovviamente patologie. Sul che cosa fare dipende dalla diagnosi, cioè una volta fatta la diagnosi o esclusi i problemi principali ci sono dei farmaci che ci aiutano, da il cortisone, farmaci vasoattivi, fino a delle vere e proprie tecniche di mascheramento. Io ai miei pazienti consiglio di scaricarsi una app che fornisco, che gli consente di simulare dei suoni tipo cascate d'acqua o dei suoni armonici, dei cinguetti eccetera, che utilizzate più volte durante la giornata riescono a mascherare l'acufene fastidioso e a far sì che il cervello sposti la sua attenzione su quel suono rispetto al suono fastidioso dell'acufene. È una sorta di terapia a tutti gli effetti, è una ginnastica. Poi ovviamente il paziente, come in tutte le situazioni cliniche, va valutato singolarmente per trovare, come dire, io uso spesso questo termine, un abito su misura, cioè non è che la cura va bene a tutti, bisogna entrare nel perché c'è il problema e poi trovare la soluzione ovviamente prevista. Peraltro sta partendo proprio questo weekend un corso a cui io parteciperò a Bologna di 6 mesi sull'acufene, farò anche una relazione mi pare a maggio su questo argomento, quindi chi ci ha fatto la domanda ha sicuramente sollevato un problema molto sentito. Grazie allora anche a Franco. Allora adesso lasciamo riposare un momento il dottor Frezza e andiamo a vedere questo video girotondo dei bambini scomparsi e lo commenteremo con la dottoressa Daniela Ferrari, presidente di Penelope Veneto. Andiamo a vedere. Giro girotondo dei bambini scomparsi. Giro girotondo, chi ti ha portato nel buio del mondo? Chi ti ha nascosto così bene lasciandoci nelle fedi? Giro girotondo dei bambini scomparsi ovunque, dove la verità non è data a chiunque. Giro girotondo della solidarietà per far uscire la muta verità. Giro girotondo della speranza. Il tuo nome e colore non ha importanza. Allora, Presidente Ferrari, sa perché l'ho invitata assieme al dottor Daniele Frezza? Perché forse avrà bisogno di questi strumenti per darli a qualche politico che non ha ancora ascoltato perché non ci sente, ma ci sono degli strumenti meravigliosi
su questo grido veramente che lei sta facendo assieme a queste associazioni meravigliose, di ascoltare, perché è un momento delicato per queste fragilità. Stiamo parlando quasi sempre di fragilità di bambini, di ragazze, di persone che hanno dei problemi anche con certe patologie. Ecco, cosa vuole dire questa mattina? Guardi gli strumenti, lo dica quando incontra qualche politico e se vuole, se non ha sentito, che è vero, dottor Frezza, gli rimandiamo uno di questi strumenti. Prego, Presidente, cosa ci racconta? Buongiorno Mirella, intanto grazie per l'attenzione costante che lei dà con la sua trasmissione alla nostra associazione al fenomeno degli scomparsi. Il dottor Frezza ha detto delle cose interessanti anche per altri punti di vista che noi sosteniamo sempre, ovvero che i problemi si affrontano in modo sistematico, quindi vanno studiati per poter trovare delle soluzioni. Non è sufficiente tirare le fila ogni anno dei numeri, no? I numeri vanno interpretati ma finalizzati poi a ritrovare delle soluzioni. E i numeri di quest'anno riguardo ai minori sono preoccupanti, la scomparsa dei minori rappresenta più del 70% dell'intero fenomeno. Ovviamente, io lo dico sempre, nel numero dei minori scomparsi è incluso anche quello dei minori stranieri non accompagnati, che sono una grossa percentuale. Ovviamente le cause di questo fenomeno sono di tipo migratorio, ma i rischi che corrono questi minori sono gli stessi, ovvero quelli di finire all'interno di cicli che hanno caratteristiche criminali come quello ovviamente del traffico di organi, della pedopornografia, della prostituzione minorile. E quindi bisogna che il fenomeno venga analizzato in modo serio e le soluzioni che vengono individuate anche in modo serio. Mirella ha detto una cosa molto importante, le tecnologie vanno bene, ma se non c'è l'elemento umano non ci danno, diciamo, quei risultati che noi spesso ci attendiamo. Nella relazione di quest'anno dell'ufficio del commissario straordinario abbiamo avuto 29.315 denunce di scomparsa ed è ancora alto il numero e la percentuale di denunce classificate come o allontanamento volontario oppure per cause sconosciute. Noi pensiamo che quando questo avviene perché non si è fatta un'analisi attenta del fenomeno e quindi bisogna partire fornendo agli operatori degli strumenti validi, partire dalla denuncia, gli strumenti di primo rintraccio, poi tutto quello che avviene nell'ambito delle ricerche. Stiamo vedendo dei numeri incredibili, Presidente Ferrari. Questa è la nostra regione. Come potete vedere, questi sono i dati relativi all'anno scorso e ovviamente rispetto al numero 29.315, 1.075 è un numero che... Scusi, insomma... Presidente, apriamo una parente, devo correre perché il tempo è tiranno con questa trasmissione, anche se è 3 ore che sono qua. Ma perché questo silenzio? Cioè questi numeri noi non li sentiamo. Se lei non ce li racconta e li fa vedere, e anche grazie anche a queste manifestazioni che abbiamo fatto anche a Villa Margherita Inclusiva, che ringrazio sempre il sindaco Mario Conte che ha messo a disposizione, adesso ci siamo trasferiti perché sono dei lavoretti ma ritorneremo. Ecco, sono importanti e questi numeri non si sanno. Ma perché non c'è trasparenza su una cosa che veramente coinvolge tutta la società? Presidente. Guardi, faccio un altro numero, 93.118 le persone che ancora ad oggi non sono state ritrovate, quindi è un numero importante e questo è un fenomeno che purtroppo interessa le persone solo quando ci inciampano. E anche se devo dire ultimamente, Mirella, grazie anche ai social utilizzati in modo intelligente, sono sempre di più le persone, per esempio, che chiedono di aderire al nostro sito e la condivisione di un appello di scomparsa è fondamentale. Funziona, l'intercettazione di persone, che soprattutto quelle con delle fragilità cognitive, spesso avviene anche grazie ai social.
Però diciamo Presidente Ferrari, mi scusi, ma devo aprire questa parentesi perché la trovo sconvolgente. Allora, io ho avuto ospite il direttore dell'Isola, il dottor Pavan, Giorgio Pavan, il quale ha portato, mi sembra, un orologio dove veramente queste persone, si parlava di Alzheimer quella volta, ecco, con questo strumento riesce a monitorare. Ma se non c'è questa sensibilità da parte di familiari che capiscono che questa persona ha dei problemi e siccome il Minovo combatta qua nel nostro territorio regna sovrano, cioè dobbiamo anche capire che la tecnologia ha fatto anche passi dai giganti, cerchiamo anche di aiutare. Cosa dice dottor Frezza anche con queste patologie? Se io ho lo strumento, bene o male riesco a monitorare un pochino. È andata via la connessione, la vedo bloccata, Presidente, per quello passo al dottor Frezza, ma dopo ci sentiamo, prego. È corretto l'esempio, cioè oggi nel mondo del sociale o dell'assistenza, ma anche della medicina, noi stessi siamo in collegamento con dei pediatri per scambiarci delle immagini, cioè l'utilizzo della tecnologia che consente di sapere dove sono delle cose o dove sono delle persone, laddove è consentito ovviamente, credo sia assolutamente da perseverare, perché i numeri, ha ragione Mirella, sono veramente sconvolgenti. Io li avevo visti mi sembra su un quotidiano nazionale qualche giorno fa, ma era una notizia non così evidenziata come andrebbe, indubbiamente. Presidente, prego. Niente, l'abbiamo persa. Però, dottor Frezza, quello che veramente rammarica è questo silenzio su cose che interessano. Noi veramente, delle volte sentiamo delle notizie, ma chi ne frega di sta roba qua? Mentre quello che ci interessa, ma avete sentito il numero di bambini? Guardate che è terrorizzante, è una roba che veramente sconvolge. Però se tutti quanti ci mettiamo, ecco, facciamo comunità, partecipiamo, forse è diverso. Ecco, anche alla scuola, ad esempio, dottor Frezza, voi andate nelle scuole, riuscite a far capire l'importanza del suono, ecco, della prevenzione, perché io continuo a parlare nella mia trasmissione di prevenzione. L'unica arma che abbiamo è prevenire, prego. E come sono i ragazzi? Ma allora, il tema della prevenzione è un tema che richiederebbe indubbiamente maggiori risorse. Peraltro, oltre alla mia specialità in otorino, io ho anche una specialità in igiene e medicina preventiva, quindi è un argomento che conosco bene. All'interno delle aziende sanitarie, la mia in particolare, ma tutte, esiste un dipartimento di prevenzione che ha questi compiti di diffondere le buone pratiche e dare dei consigli sugli stili di vita. Andrebbe sicuramente ampliato questo aspetto. Ci sono pochi medici e quindi io credo che vada affidato anche questo compito a figure comunque professionisti sanitari che possono affiancarci in questo senso. Ci tengo a dire una cosa, legandomi al tema dell'orecchio. Noi dobbiamo puntare molto l'attenzione anche nella popolazione dai 60 anni in su, che come sappiamo è prevalente ormai in Italia per l'abbassamento della natalità e l'invecchiamento della popolazione, perché il non sentire purtroppo genera un decadimento cognitivo. Quindi l'autonomia del paziente, che può a un certo momento far determinare anche malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, la demenza o altre, è tale da pensare appunto di intervenire il più precocemente possibile, in modo tale da evitare che questo accada. Quindi un invito anche alle famiglie, cioè intervenire sul paziente anziano che non sente, dandogli un'adeguata risposta, significa aumentare la sua autonomia, ridurre l'invecchiamento, ridurre il decadimento cognitivo e quindi avere una maggior tranquillità anche all'interno delle famiglie. Ecco, questo è un dato importante. Abbiamo visto anche un intervento straordinario, ci racconti, dottor Frezza, che ci abbiamo pochi minuti, ma ci intriga questa cosa. Sì, avete visto il primo paziente che abbiamo impiantato con questo device, che è questa protesi osteointegrata attiva, di cui io ho preso ovviamente la tecnica in Svezia a maggio dell'anno scorso,
e la stiamo implementando. Proprio un mese fa abbiamo fatto la seconda paziente, una paziente che era nata senza il padiglione auricolare e senza la parte esterna e media dell'orecchio, e attraverso questo intervento che dura circa 45 minuti con un giorno di degenza, la signora a distanza di 20 giorni con l'attivazione del processore, che è un processore di queste dimensioni che si mescola nei capelli, ha ripreso a sentire con grande soddisfazione. Senta, dottor Frezza, io questa domanda gliela devo fare. Allora, tanto lavoro, tanto stress, tanto impegno, ma poi la soddisfazione, quando vedi tutta assieme alla squadra che l'intervento è riuscito, che questa persona quando si risveglierà non sarà più come prima, riuscirà ad apprezzare la vita, tutti i lati che prima non riusciva ad apprezzare, ma questo non può, cioè non c'è niente che può ripagare una soddisfazione del genere. Io la ringrazio della sua sensibilità, perché io nel momento in cui lo sto raccontando effettivamente mi emoziona ancora. Si vede. Io dico con molta sincerità, nonostante dopo tantissimi anni di lavoro, questo lavoro, e devo dire un grazie al mio direttore generale, che salutiamo, al dottor Benazzi, che peraltro è anche un otorino-laringoiatra, quindi lui mi ha dato una disponibilità in termini di appoggio e anche di acquisto della tecnologia, e anche nel capire che quest'area richiede un'area separata di lavoro, su cui devo dirgli veramente grazie. E poi è verissimo, cioè le fatiche sono molte, devo dire che oggi lavorare in ospedale peraltro Treviso è il terzo ospedale del Veneto per complessità, quindi a me capita anche di operare bambini di 9 mesi con situazioni critiche di cui ovviamente ti porti a casa molto stress, però laddove sia nel bambino piccolo che nell'adulto tu utilizzi il massimo di quello che la scienza e la tecnologia ti offre, e l'azienda e l'organizzazione, avete visto anche il mio team, Martina Cancian, Federica Baldini, Vanette, persone che mi affiancano, oltre ovviamente ai radiologi, gli anestesisti, gli altri colleghi dell'audiologia. Ecco, questi team assieme riescono a garantire quello che lei dice, cioè la possibilità di vedere il paziente che ti dice, come è accaduto in questi giorni: dottore, mi è cambiata la vita, cioè io comincio a sentire quello che non sentivo prima, non sono stanco alla sera, riesco ad andare in pizzeria, riesco a vivere la socialità che prima non vivevo più, con un inizio evidente di depressione e di isolamento. Quindi noi interveniamo chirurgicamente oggi per migliorare la qualità di vita, non solo per curare una malattia. Questo è straordinario, è veramente bello. Grazie veramente, dottor Frezza. Purtroppo è caduta la connessione con la Presidente Daniela Ferrari, che però saluto. Non sento più la regia, se mi date là forse... in linea con la... ma quanto ci manca, perché io non riesco a capire più niente, grazie. Allora, dottor Frezza, io intanto la ringrazio veramente, spero di averla ancora ospite, perché io penso che siano dei messaggi importanti di più. Io tutte le mattine vi porto a scuola, voi imparate, prendete appunti, fate domande, tutto gratuito, più di così cosa volete? Un orecchio nuovo, si fa anche quello fra poco, perciò non c'è nessun problema, perciò ringrazio tantissimo il dottor Daniele Frezza. Sentiamo se abbiamo Daniela Ferrari, mi dicono che è in linea? Niente, non abbiamo, perciò saluto anche Daniela Ferrari, ringrazio tantissimo, e adesso è l'ora di pranzo, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Ciao, a domani. Linguine al limone di Arnaldo. Il limone sembra sia originario dell'India, ma la parola limun in arabo indica indifferentemente tutti gli agrumi. Quindi potrebbe essere che nell'antichità il limone fosse già conosciuto dal popolo arabo. Ingredienti per 4 persone: 320 grammi di linguine, 2 limoni, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio, un bicchierino di brandy, parmigiano grattugiato, panna da cucina, prezzemolo tritato, pepe bianco, sale. Grattate la parte gialla della buccia dei limoni. Non grattate la parte bianca della buccia, perché darebbe un sapore amaro al piatto. In
una padella con l'olio soffriggete uno spicchio di aglio, fatelo dorare e poi toglietelo. Aggiungete la buccia grattugiata dei limoni facendo attenzione che non bruci, tenendo il fuoco molto basso. Aggiungete un bicchierino di brandy e fate evaporare. Nel frattempo lessate le linguine al dente in acqua salata. Versate nella padella con la buccia dei limoni la panna a filo, mescolando spesso e sempre a fuoco dolce. Scolate le linguine direttamente nella padella. Fate terminare la cottura amalgamando tutti gli ingredienti per 1-2 minuti. A cottura ultimata, aggiungete il prezzemolo tritato. Il parmigiano e il pepe. Aggiungete un po' di acqua di cottura e la pasta se necessario. Servite guarnendo con scorza di limone e buccia grattugiata, parmigiano grattugiato e buon appetito!